E fanno la colazione col nonno, me parla di struzzi e fame, freddo, paura, de una vita demonia. Ma con fede, coraggio e lavoro, col parla far fin che si insonnia. E adesso contenti cantemo in fondo della colonia. Sto in colonia, par quella canto così, mi ricordo tutti di le struzie che go passa. Me go criata con a, dormia in qualche paio, de mangiar poco de bon es quasi sempre misura. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a lei la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto voce che preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. E qual italiano che non l'ha passata stretta, sempre de pie par terra, de no rosar capoeira, o sapar sotto il vignar. Vengo criessimo un cavallo e andava sempre al molin, non poteva mancar vin, né farina, acqua e sal. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto voce che il preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Si vos levai a polenta estropade, e na volta de Uarar, del giaronetto de arriva, sbaia e viene il cane piva, e davanti un coniccio. Lo svira con l'occhio dritto, che go in piomba una sassata, go in pianta via una magnata, con polenta e toccio fisso. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a lei la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto voce che il preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Quel tempo là qualche tipo di carne c'era una festa, mia vero? Casa de amorosa, adri una pianta go pisa, nava mega beca, Maria Santa che paura. Alla sta proprio una braura, la rento dell'ospedal, dottor Paolo tira il mal, ma da se fora de misura. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a lei la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto voce che il preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Pepe Feu la prima volta in casa de amorosa, Maria Santa quanta vergogna! Bisogna tenere conto di sé ai nostri migranti, in tola che n'era tanti, tante volte pan e bagna. Chi spara a gatta magna, proverbio de sparagnoni,
polizia, del fogão a lenha, la salera che boia, parecchia la nonna, la polenta brustolata. E col nonno leve a su, ciapea l'acqua calda e se feia un cimarrone, se sentia sotto ose che il preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. Viveiros Pitol, distribuidor de mudas e nogueiras com as melhores variedades comprovadas para todo o sul do Brasil há mais de 50 anos. São mudas garantidas com 2 anos de enxerto, acompanhamento técnico, espaçamento para consórcio com grama para animais. Maiores informações, nozespitol.com.br. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser.
humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história? Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite! Buonasera! Buonasera a tutti quanti. Mi chiamo Marostica, Edgar Locatelli Marostica. Siamo di arrivare con un altro filo italiano, un anno di più. Ecco, proprio così, di più di un anno col nostro filo. Noi siamo qua in cantina, ben a volontà, stasera, con un filo italiano speciale al giorno delle mamme. Noi siamo della 11, la linea 11, che è Serafina Correa, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul c'è. Anche noi possiamo dire qua ciò. Nene, vai o che? La nonna, e il nonno, il papà, la mamma, tutti quanti, tosatei, a famiglia intera. Un taccai, un tel cellulare, un tel notebook, un tel computador, un tel televisione, per ascoltarmi, per vedermi. Cosa parlerà questa gente stasera? Va bene? Ancora un giorno speciale, parlando della mamma. La mamma che fava la polenta e che cantava bella polenta così, cia cia pum, intanto che la fava la polenta. Se fosse parlare con la nonna e domandargli, nonna, quante polente vi ho fatto vu in vita? Quante? La mamma che se torna mamma ancora giovane, la mamma che tende, la mamma che piande, la mamma che rincura tutti i fioi sempre, la mamma che anche dopo nonna la continua mamma, bisnonna ancora mamma, trinonna ancora mamma, sempre mamma, le donne col don, con la benedizione di Dio, di Gesù e della Madonna di essere mamma. La mamma che insegna, la mamma che tende, la mamma che è maestra, che induca i fioi e che dice fa pulito, fate voler bene, guarda di rispettare le persone e più ancora i più vecchi. Sempre. La mamma che fa il SIA, la mamma che è il dottore a casa, la mamma che tende, che gli dà la tetta, che gli dà la ciuccia, fa venire su, che gli insegna, che gli dà esempio. Esempio! Esempio! Le tutto quel che una mamma la può darghe di meglio un fiore. Parole le giuta tanto, ma esempio è tutto. Sempre stato così. Come possiamo parlare di una mamma che mena insieme un fiore del supermercato e che roba qualcosa, che fa la ladra? Non so come capire una mamma che fa insieme un fiore, un estro di quelli, ma la mamma che insegna a fare il segnale della croce, che lo mena in chiesa, che la prima catechista è la mamma che fa rispetto e suddivisione dei preti, della legge, delle autorità, delle persone più vecchie, perché la mamma la sa. La mamma l'ha passato tante situazioni complicatissime, terribili. La mamma, chissà, l'ha passato fame, ma non il fiore. E il fiore non può passare fame. Tutto per un fiore, tutto. Ecco, noi siamo quel che è la mamma. Non possiamo smentegarsi di questo. È un piacere, è una allegrezza di arrivare a casa vostra stasera. Avremo Jaime Pastre, un fratello, qua stasera, per portarvi delle belle suonate, delle belle cantate. Ecco, se passeremo due belle ore insieme. Speciale giorno delle mamme, parlando di il giorno delle mamme, è il nostro appoggiatore speciale, Loja Spaludo, che dà da vestire e calzare per tutte quante le mamme, tutte quante le donne. Va bene? Avremo una piccola intervista con la mia mamma, con la mamma
de Trevisan, vero? Proprio così, de Roger, e a mamma de Marsaro, che lavora qua con noi. Ecco, loro che sei qua con noi, dati casa e a parlare con la mamma e a portare qua 2 o 3 parole per sapere come che è la storia della mamma. Mi sono sta il fiol più vecchio, ma loro due sono i più giovani della famiglia, scagagnari, proprio così. E che faremo anche di parlare con la donna Elsa Ziliotto Romano, anche ella, che è mamma. Ecco, faremo un co', ascolti bene, vatti che si casa, beh che Dio scrive giù lì. È un regalo per dare alla mamma più vecchia e la mamma che ha più di più figli. Sì, una volta, e che domandea perché si preti, perché le mamme le avesse tanti figli, perché qua è la nostra regione, qua è Rio Grande do Sul, anche c'era poca gente, bisogna povoare questa regione qua, con figli. E domandando sì o no che ne ha fatto tanti stesso, che delle famiglie che hanno fatto di più di 20 figli e andava a stare tutti a medesima casa, poco da mangiare. Pensava la grandezza da polenta 20 passa persone in tola. Va bene, siamo arrivati ora col nostro filo italiano. In nome di Adilnet, provedore di accesso internet con tecnologia fibra ottica, nostro struconasso, a tutti della Adilnet, la Migi Plus, a Flauri, a Tadeo e tutta l'equipe, tutti i suoi collaboratori, loro che fa con grande qualità il mangiare delle vacche, dei porchi, dei polastri, delle becche, delle pecore così davanti. Polivalente, o supermercato che tem o conceito di essere un mercato da famiglia di Santa Rosa da famiglia Deitus. Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Pensate una caipirinha. Paludo, moda, stile, calzar, vestir. Stasera andiamo a parlare di saber chi è questa gente paludo. Ecco, le logge paludo 7 spaiai qua nella nostra regione. Buffon. Rede de Postos Buffon 3 a Serafina, quasi 90 a Rio Grande do Sul e diversi anche a Santa Catarina. Quando te vedi la bomba de sgiossa de combustível gialda e nera, pensate da Rede de Postos Buffon. Fai questo piacere, vai a abastecere dei lavori e prodotti da Rede de Postos Buffon. Pia alimento la son per cangati e pesci con altissima qualità e alta conversione. Proprio così. Bravecto, tratta, previne e controlla pool di carapati per di più di 90 giorni. È l'unico del mercato. Tecati cliniche, pet shop, case di ramo, agropecuarie, così avanti e via. Modello Penei da famiglia Ceconde e Bento Gonçalves. Fuori di strada agricola, camioni, camionette, auti, Bridgestone, Firestone. Qualche modello di Penei che ti occorre. Qualquer bitola, qualquer grandeza, tem modelo Penei de Bento Gonçalves, Moveca Decor. Oh, ti ensina a persona praticamente esigente o perfezionista o qualcosa del genere? Ti piace delle cose comode e belle? Rento de casa, la grande maggioranza è la donna che comanda, ma ella va sempre a domandare un architetto, qualcosa architetta, qualcosa così. Allora la Moveca Decor è la impresa giusta, la loggia che ha i prodotti conforme la tua esigenza, va bene? Ben cosita, no? La Moveca Decor ha mobilia e decorazione per la tua casa, proprio così. Ecco, parla con Luciano, se no con Simone, ma l'idea che è più meglio parlare con Simone, giusto? Nogueiras Pitol, mude de nogare, proprio così, o nosespitol.com.br. Adesso siamo in epoca di andare dentro a piantare nogare, proprio così, sto anno qua. È un anno di tante nose. Mica ho sentito dire, tante persone che dicono la nogara alla casa che spacca i rami di tante nose. Arlindo Marostica, che sta nostro patrocinador qua, e ha un hobby, il suo hobby, il suo passatempo è tendere le nogare, e ha una equipe che gli aiuta. Sto anno qua va a cattare su un strafurmine di più di 10 tonnellate di nose. Ecco, investire in nogare. Ecco, ancora te può fare un consorzio che chiama, piantare gramado sotto e mettere piegore. Parla con Leandro, con Lenio e un struconasso anche al nonno Luisinho che lui che gas come si ha con le mude de nogare Pitol. Questo è il nome di Antagorda. Giusto così? Credo che Gos mentegate nessuno. Va bene? Sentiremo avanti. Ecco, mi vuoi adesso chiamare Jaime Pastre. Jaime che avevamo chiamato tu. Jaime, te vieni qua con noi stasera, un speciale giorno delle mamme. Jaime,
Scommissia con la sonata e dopo noi altri parliamo. A tutti quanti una buona serata. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, starai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, quante parole d'amore che mi sospirano il cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Sento la voce mi manca, la nina nana dolor. Oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cuore. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Quanto ti voglio bene, quante parole d'amore che mi sospirano il cuore, forse non ti voglio più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Bravissimo! Buonasera Jaime! Buonasera Marostica, Come piacere stai? essere qua un'altra volta del tuo magnifico programma. E il piacere è tutto nostro, noi altri che siamo contenti di vederti qua un'altra volta e chissà quante, che meraviglia, che spettacolo, così davvero. C'era di pensare Jaime anche a qui che suona e che canta, noi suona P, noi canta P. I neanche a tempo di ensaiare ultimamente. Sì, Femo che? Perché che tu andare altri affari, anche tanti per guadagnarsi la vita, mi è vero che sei così? Il tuo programma, le drio di sta maniera ancora mantenere vivo i musici, Sì, gli artisti. un perde dalla nostra maniera. Da tua maniera, la maniera del tuo programma, infine, siamo qua, drio suonare, e mi piace molto suonare. E se non fosse Jaime, se non fosse quelli che viene a suonare, il nostro filo italiano sarebbe medesimo, mi è vero che sei così? Jaime, tutto bene, tutto pulito, tutto a Grazie posto? a Dio. A famiglia anche? Grazie a Dio. Oh, che meraviglia, Ben, questo ben, è importante, proprio vero? ben. Ecco. Tutti lavorando, che a regione qua si lavora tanto, allora si dimentica fin della Ho voluto Covid. parlare ai nostri telespettatori qui che ci vedono. Jaime fa lo che quando non suona, perché adesso non si suona. Cosa sento Drio lavorare? Cosa te fa? Siamo del agro, qua a Serafina. Sì, Italiani di coloni. coloni. Ma a me come che volì? Jaime, Capisci? una volta, il termo colono, agricoltore, l'era visto in una maniera differente di giorno di ancora. Ancora, quando che te parli di una persona che lavora in colonia, un agricoltore, agronegozio, produttore rurale, ma l'hai visto i verdi occhi e persone, ha fatto uno scambiamento tutto grande, mi è vera? Proprio così, te che così.
qui vengono i nostri italiani, i fea tanti fioi perché aveva a terra per lavorare e che tocca piantare per far mangiare Sì, per le persone. sì, tutto era mangiare, prima. Un coi è tutto differente, Sì. ma se continua facendo mangiare e tanto di più perché la tecnologia che le viene un coi, abbiamo tutti i recursi per produrre molto. Noi altri piantiamo miglio, soja, formento, abbiamo vacche del latte. Guarda solo. E allora si produce tanto, un coi 5, 6 volte, 10 volte di più che si produce una volta in 10-20 persone. Sì, Jaime, una volta, tuo pare, tuo nonno, i nostri vecchiotti, i migranti, i fava de mangiare per la famiglia, ancora fa de mangiare per le famiglie. Per il mondo. Per il mondo. Tutti cercano di Tutti. mangiare perché tanta gente, più di 8 bilioni di persone, caro, che mangia, che mangia fuori tutte le bestie che tocca mangiare. Se vogliamo mangiare un tocco di carne, tocca dare a mangiare perché non è vero. Sì. È così che Adesso funziona. una curiosità. Mie e Marino un giorno del programma Italiano del radio che avevamo parlato che la vacca che dia 7, 8, 10 canechetti o i vasetti di azeite primor che se tirea dove a vacca se fa tanta sciuma loro dia becche era mezzo sciuma serento, 2 sciuma, no? Una vacca della tua proprietà te un giorno che ha di più produzivo quanti litri di latte, ma allora là il litro è un chilo, vero? Un litro è un chilo. Quanto gala produzivo a meglio vacca di vostra? 84 litri. 84 E litri. una vacca di Serafina che abbiamo comprato da Rodrigo Tebaldi che se le driva assistere il programma. Qua mi vicino, mi meglio vacca che amigato. aveva becche 5 crie e ha chegato a produrre 84 litri. È una giornata. È una giornata, solo per vedere come ha cambiato. Le cose, Capito? va bene? Mangiare, Allora c'era- è il valore dell'agricoltura, il costo, è il valore della soja, del miglio, del grano, del formento, ancora del lavoro e che i tempi che i nostri nonni lavoravano non rendeva, ancora rende, mi è vero? Di una secca, copia fuori tutto, poi ancora te cadi su qualcosa. sì, capito? ecco, Perché proprio sì. la tecnologia avanza e fa i materiali più resistenti, allora sempre si produce. La genetica, O anche, dell'inverno, tutto. o del verone, perché ne è una vacca, come lì in grande scala, allora che ne è di più mangiare. Va bene. Dopo parliamo da mamma. Quanti Dopo anni parliamo- ha la mamma? 78 Lì in volta. anni. 78. 78. Com'è il nome da mamma? Delise Zucchi Pastre. Zucchi Paste. E a sogra? Vilma Favaretto Ferrari. E a tutte Avete le... visto che ho detto il nome giusto da sola, via facile, E a tutte le mamme, stia attenti che stasera faremo un filò bellissimo. Va bene, Jaime? Sta qua con noi, grazie che ti sei venuto, che ti hai accettato di stare qua con noi. Andiamo a vedere qui della Paludo che i nostri patrocinadori speciali stasera. Vai! Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em Serafina Correia, na loja Paludo, para mostrar para vocês várias dicas e looks para você presentear a sua mamãe. Vamos falar hoje sobre looks esportivos, looks casual e social. Aqui a gente tem um look para sua mamãe mais casual, no qual a gente tem um vestidinho mais midi, com essa bota maravilhosa da Boteiro e para complementar uma sobreposição com uma jaqueta jeans mais curtinha, com a manga princesa mais bufante. Aê! Un ringraziamento speciale, Camillo dico. A Camillo la Miriam Fameia Paludo, nostri patrocinatori speciali, stasera parlando solo alle mamme. Certo perché la mamma bisogna cacciare un regalo della Loggia Paludo. Che quando la mette su resta tutta esplosione. Tutte le volte che va a mettere su se pensa di te. Mi è vero? Che bellissimo. Proprio così, regali per le mamme, che se domenica, no? Sì, Proprio, domenica. Loggia Paludo. Va bene così? Buonasera Marino. Buonasera Marostica, fallo bene. Buonasera Marino. Buonasera. Bianca. E buonasera a quelli che è a casa. E buonasera a tutte le mamme. Mico Pila, speciale. io parla prima, ti sai di parlare prima che te Sì. fatto una con la tua, ti con la tua, cada un con il suo amico mia. Mi sono l'unico che compì la mamma. Ti già metti la che Sì. sana, forte. E struconasso anche alle mamme che ga mia fioi. Quante mamme che nelo
che gamia fioi. Che gamia biofioi. Ma Ma le fa- mamme stesso. le mamme. Perché Sì. le donne. E a Proprio. donna ha una maniera da essere, da vivere, e Sì. di intendere, di postare, e di dare esempio di mamma. Mica una sorella che la gamia fioi, ma la sena mamma. Partia se una mamma, Sì. anche per me. Un strucconasso anche la bacina, mamma di me fioi. Ecco, così. Sta settimana che Strucconasso. avevo inviato un via. Mi dispiace, ma far che? I va per il mondo. Proprio Sì. disea che i fioi ti fa per il mondo e mi ha abbandonato. Sei la vita. No, No, ma abbandonare. abbandonare. L'andà distante, Peso fondo. Passo fundo. 80 km Serafina, una ora e mezza dalle case. E noi siamo di fare una rosta domenica che abbiamo fatto, siamo scommissiati per scoprire la persona più vecchia di Serafina. Tu capito? La mamma o il papà, ma mica in corto di un mestiere. Che lo che? Questo un 20 nomi, pure donne. Tu capito? E donne le vive Le di vive pi. di pi. Allora stasera che ne che Roger stasera? Sì. Facciamo tante cose, sempre ricordando che Zena Live, un programma speciale alle mamme, e con l'appoggio della Loggia Paludo, come Sì. parlava appena prima. Mm. E allora approfittiamo adesso dell'inizio, mandiamo un struconasso anche a mia mamma, mia suocera Sì. anche, allora e in cui allora altri, come sempre, come tutti i marti, mi piace fare sto filò e che anche a altri casi devo accompagnare che vi piace tanto di Sì. assistere. Va bene. Allora Allora ricordando anche per scompartire. Compartire e passare avanti. Che allora il nostro filò va più avanti, va a essere più grande e più bello. Giusto. Mi non posso smentegarmi anche a me Sì. di mie sorelle. La Sì, Gege, la tutte Bettina, mamme. la Preta, tre mamme. E a mia sogra, anche lei, la mia suocera, che è una mamma perché i miei figli sono sempre là. Sì. Francesco è là. E a mia donna, che è mamma anche lei. Va bene, Sì. a Gisa, che è giunta qua. Josiel, che è una mamma anche lui. La sua mamma. Mamma che nome che è Josi? Marenia, mamma di Josi. Ecco. Vediamo se mettete qualcuno, no? Dopo Marco Marsaro, che è una mamma anche lui. Sì, Dopo proprio. parliamo ancora. E il cardapio. E il cardapio. Ma parecchia che Marino? Il cardapio, il gattuto a vedere con una retroscavadera. Retroscavadera. Là fuori, del quartivo, viene una retroscavadera. Ah sì? Sì, perché il piatto è vacca intolada. Ah, vacca intolada. Marino una donna, la mega scrive sto. Perché che Marino non parla mia come che fa il toccio? So che stasera abbiamo paura di passare via delle 11, no? Sì, un altro di un altro tante dì. cose che abbiamo depoimento delle nonne, delle mamme. Dopo che siamo detto Va a che- essere una sera fantastica, compartilire, chiamare le persone. A Sì. mia mamma se locatelli, a tua? Toigo. A tua? A mia c'era rasera. Stasera, va bene. Allora le mamme stasera le va a vedere un programma tutto quanto speciale. Allora, mi è vera cosa così? Vera. Giusto. Ma ascolta, allora che c'era le mamme andava a comare una volta e portava una gallina, pesta del formaggio, quel che ne era di P. Sì. Mi è vera? Sì. Un tocco di roba, per fare una robetta al fiol, qualcosa così. Strassetto per fare le falde perché una volta non E una c'era. mamma la aveva un fiol, ma dispettoso, ma dispettoso. Sì. Ma pensa di quei dispettosi che aveva 5-6 annetti, lui guarda. E allora una vicina che ha sesto un fiol senza erece. Ah sì? Senza ricette, cioè. E allora la mamma ha detto, te vai là a comare del tosetto senza ricette. Te stai a casa. No, ha detto, mi vengo, te stai a casa, no, te mi fai passare vergogna, no, devi... Parlo mia, Sì, parlo sì, mia una niente. storia. Cioè fai, ha detto, no, mi vengo mamma. E ti garanto che non va a parlare niente. Guarda, se te parli qualcosa, Sì. a quando che ti arrivi a casa, a te dà una sumanta che ti fila vedrà di solo botte. una fila di pacche. Allora mi vengono, non parlo niente. Guarda, sta mi fa passare vergogna. Ah. Ecco, cioè gli andati. Quando io vai là, che guarda sto tosetto tutto in su, perché una volta in Infasea, sì. Ma torniamo in 80-90 anni. Senza rete. Cioè, guarda così, senza neanche una recita, male un segnaletto. E il nenne le rifarte a reccia che ha detto, guarda di tender ben quegli occetti lì, di non toccare da parare io c'hai,
dopo quando che lei veniva sto grande, quando lei veniva sto grande, che ha dato una bicicletta davanti alle case, così che era una stradetta, sai che strade davanti alle case una volta? Lei era valide, acqua, e carrette andava via così, gli auti si fermavano da strada perché noi veniva su. Lei era tutto brutto, ma 80-100 anni in Rio. E allora gli ha dato una bicicletta, una monaretta, che tempi là, le prime biciclette. Che aveva 9-10 anni. Allora saltava insieme alla bicicletta, e il simbaleso. Quando che si va, mamma, guardami, insomma, mamma dice, ti vede il mal, no, così. Allora le mamme, Maria Santa, no, corre così, andiamo. E lui, l'hanno nasciata, lui l'imballa di nuovo questa bicicletta. Mamma, guardami senza i mangi, andava con la bicicletta senza tenere le manivelle, manette, la mamma l'ha detto, ma signor, si tomato, te fede il mal, te l'ho godito. Ecco, la denasciata il passa di nuovo. Mamma, guardami senza mani e senza i piedi. Così, ma c'era il demonio, E non viene più, allora sciaccola di qua, sciaccola la denasciata, viene su, turtando la bicicletta, tutto insanguentato su. Mamma, guardami senza i denti. Así è come quelli che dite che c'è paurasteron. La frotola in nome del modello Penei di Bento Gonçalves, e in nome anche del super polivalente, il nostro amico Bibiano. Quelli di Santa Rosa e ben servito, supermercato polivalente, un mercato che tiene il concetto di essere un mercato da famiglia. E a Bento Penei, pa Serra Gaúcha, è il modello Penei di Bento Gonçalves, giusto così? Proprio vero. No. Proprio vero. E allora, mangiarle pronto? No, ancora no, ma le ben adiantate. Quasi, ben adiantate. Allora stasera un speciale giorno delle mamme. Che bellezza. Compartì, passi avanti. Va bene? Avanti così? Sì. Bene. Del libro scritto per la Simone Bordignon, qua sorella de Neio, di Paraí, proprio. La parla sopra i 45 anni delle Logge Paludo. Ecco. E questa storia è della famiglia Paludo, di Piero Paludo, che è venuto di Treviso. Casa Regione? Sì, del Veneto. Del Veneto, là d'Italia. E che è suo padre di Gioan Paludo, che ha 91 anni. 91? Sì, dice che i suoi compagni di carte, che gioca tanto a carte, che dice che lui è il re da Escova. Cassonetto 4, no? Il 4 ecco, proprio così. Sette bello. Com'è che la scova è che è il sette bello? La primera. Le carte, gli ori, al bello, la primera. 4. Ecco, proprio, che lei punti. Va bene. Allora un struconasso al nono, che lei è Trevisan. Di Treviso, proprio così, giusto, che lei è Giovannin, ecco. E anche in memoria mi suonare qua la nonna, la Ausilia Mattiello, cognome Mattiello e la Paludo, proprio così. Ma per parlare meglio, abbiamo la Miriam, la donna di Camilo. La Miriam Paludo. E la viene a parlare meglio sopra la rete di lojas Paludo e della famiglia Paludo. Vai la Miriam. Boa noite, meu nome é Miriam e é com imensa alegria que estamos participando do Filó Italiano. Vou falar um pouquinho da história das lojas Paludo. A loja começou com meus pais, João e Auxília. Eu e meus 3 irmãos vivemos na nossa infância na comunidade da Capoeirinha, que pertence a Nova Araçá. E desde pequenos trabalhávamos na roça, ajudando no cuidado com os animais, como porcos, galinhas e pequenas plantações de milho que tínhamos na época. Era uma pequena propriedade e trabalhávamos basicamente para a própria subsistência. Meus pais faziam alguns trabalhos extras e sempre tiveram um pouco de empreendedorismo. Junto com eles, minha mãe foi professora e meu pai foi taxista. Lembro que ele contava que na década de 50 que havia em torno de 8 automóveis em toda a região de Paraí, e um deles um Jeep, ano 1947. Era da família Paludo,
que era frequentemente utilizado para levar as pessoas que precisavam ir até os hospitais da região. Alguns anos antes de abrir a loja, abrimos uma fábrica de telas, onde sempre ajudávamos. Enquanto taxista, meu pai levava pessoas às cidades maiores, como Bento Gonçalves, Caxias do Sul, para comprar roupas, tecidos e calçados para toda a família, pois em Paraí não havia muita oferta dessas mercadorias. Nessas idas a centros maiores, meu pai começou a pensar: se houvesse uma boa loja em Paraí, essas pessoas comprariam aqui, o que na época era de difícil acesso, pois as pessoas não tinham condições de se deslocarem até os grandes centros. E foi a partir disso que em julho de 1976 começou a loja Paludo. Naquele ano, meus pais, João e Alcília, decidiram arriscar e começaram a empreender na cidade de Paraí, Rio Grande do Sul, com a Prima Loja de Escarpe. Para iniciar o negócio, foi vendido uma Kombi, uns terrenos, além de todo o dinheiro poupado por eles ao longo dos anos. Foi algo muito arriscado, até mesmo porque precisaria ser pago o aluguel da sala. Mas mesmo diante das incertezas, eles encararam o desafio e fizeram acontecer. Eles sempre tiveram como características não reclamar das situações adversas da vida. Melhor sempre é procurar uma solução, pois sempre há uma saída. Os calçados comercializados eram adquiridos de fábricas de Farroupilha, Novo Hamburgo, Porto Alegre. E nas palavras do meu pai, todo esse trajeto era feito com um Fusca 1200, ano 1966. Sempre junto com meus irmãos José, Elias e Davi, procuramos ajudar nossos pais em todas as atividades, como contadores e também como vendedores nas lojas. E foi nos anos 80 em que fizemos a divisão dos negócios, com meus irmãos expandindo para outras regiões do estado, alugando salas, arriscando e começando a empreender. Eu dei continuidade com as lojas na região de Paraí e em 1987, juntamente com meu marido Camilo Bisinella, abrimos uma loja em Casca. Atualmente a loja Paludo, com matriz em Casca, conta com 6 filiais, que são Paraí, Serafina Corrêa, Marau, Guaporé, Tapejara e Sananduva. Quero aproveitar a oportunidade e prestar uma homenagem ao Dia das Mães. Mãe é uma figura muito importante na vida de cada um de nós, seja uma mãe biológica ou de criação. Quero aqui lembrar de todas as babás, as professoras e demais pessoas que ajudam a ensinar nossos filhos a serem pessoas cada vez melhores, sem nunca perder a esperança. Com nossas mães aprendemos a ter carinho, amor e sermos justos com os outros. Aprendemos a ir buscar nossos sonhos. Agradeço imensamente por ter tido uma mãe desbravadora. Quero aproveitar também e parabenizar a todas as nossas colaboradoras e clientes e também são mães. Feliz Dia das Mães! Aham! Aí, Miriam! Ó, muito bom. Va bene. Bello homenaggio. Bello homenaggio, tutte le mamme. Spettacolo. Rede de lojas Paludo, che ha cresciuto tanto, e anche non possiamo miassar de mencionar qua Elias, che è fratello della Miriam, che ha rede de lojas par qua, Banda Nova Prata, in Novo Hamburgo, e aí vai. Ecco, cosita. Va bene, che sei Paludo. Va bene? Mi ringrazio, mi dona a lavorare diversi anni a loja Paludo. Maravilha. Sim. Parlando em mama, Marinho, Marinho, amor de mãe seria o quê? Como seria amor de mãe? Aí que me refiro, Gadeta. Amor de mama. É. O maior e melhor amigo, Deus. Os melhores companheiros, os pais. A melhor casa, o lar. A maior felicidade, a consciência. O mais belo dia, hoje. O melhor tempo,
agora, a maior regra de vencer, a disciplina. O melhor negócio, o trabalho. O melhor divertimento, o estudo. A coleção mais rica, a das boas ações. A estrada mais fácil para ser feliz, o caminho reto. A maior alegria, o dever cumprido. A maior força, o bem. A melhor atitude, a cortesia. O maior heroísmo, a coragem. A maior falta, a mentira. A maior pobreza, a preguiça. O pior fracasso, o desânimo. O maior inimigo, o mal. O melhor dos esportes, a prática do bem. Mas, Marinho! Questi sei i consigli che na mamma daria un fiore. Sì. Sempre dà quei consigli lì, vero? Sì. E mi ricordo a colpi, Marostega, perché neanche tutto è perfetto. A colpi i fiori, come dizia il paese, da malamente. Sì. E a tristezza della mamma quando la vede che il suo un fiore desvirtua. La si sente colpata. Sì. Ma lei l'ha fatto il meglio, mi te garanto che non è una mamma che l'ha caro che il fiol non si gente buona, onesta. Sì, e un'altra Marino, a colpi la mamma massa buona di fare le volontà dei fioi. Ah sì. Allora lui, quando chisi piccinini, ti dà che corda un fiol, se lo fa quel che vuole, fa cose che non si deve fare. Allora per quella che è la educazione è reprimere un fiol, tenere un fiol, sapere quel che è giusto, quel che è sbagliato. Sì, sì. Ecco. Dico un mensaggio che dice come creare un delinquente. Ecco. Come fare se te vuol creare un delinquente a casa. Allora la mamma e la legale è buona intenzione, ma a colpi non si quasi massa. Quasi massa. Ecco. Mi la casa le cosita. Medo tipo il caraschetto sono mi. Ecco. E qua a casa anche sono mi. Mi sono il carascasso. Mi sono il pedo. Dico, Jaime, mi il piccenin che ha 3 anni. Francesco che mi dice, io non ti amo mai. Non ti amo mai, sta buono? Non c'è problema. Ma cosita allora. Va bene? Mamma, che bella parola. Mamma, mãe, a prima parola da grande maggioranza dei tuoi è mãe. Mamma. Perché vara che ciucciarde a mamma è buono. Jaime, che tu parciana sonata? Senza dubbio. Allora, lei continua, vai. Questa voglio offersela a tutti i tuoi patrocinatori, a finale che vuol coraggio anche a mettere soldi, ti programmi di cultura, ti programmi che ha qualcosa da passare alle persone per crescere. E un struccone speciale a Miriam e Camillo della Loggia Spaludo. Vanti il Covid, dico, fa tante feste insieme loro e sua famiglia. E la prossima musica voglio usare un ricorso tecnologico che gola triglia perché la resta ben più bella la musica e è una canzone italiana di un cantore un pochettino più moderno che si chiama Eros Ramazzotti. Cose della vita, Miriam, Camillo, tutti i patrocinatori, un struccone a altri dis, Marostica. Sono umane situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente e poi già come vedi, sto pensando a te. Oh yeah,
sono umane condizioni, stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho, già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro liste capi degli orgogli suoi, sto pensando a te, oh yeah, oh, oh, sto pensando a noi. Sono cose della vita, vanno prese un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui, già come vedi io sto ancora in piedi, perché sono umani tutti i sogni miei, con le mani io li prenderei, sì, perché sono umani tutti i sogni miei, con le mani io li prenderei, sono cose della vita, ma la vita un poi dov'è, se da quando è partita, un inseguimento e poi dov'è, già come vedi, sto pensando ancora a te, questa notte che passa piano accanto a me, cerco di affrontarla, afferrarla, e se prendo le curve del cuore sbandando un po', voglio provocarla anche adesso che sto pensando a te, oh yeah, oh, oh, sto pensando a noi, sì, da un po', da un po'. Ah, grande Jaime, che spettacolo! Pensa bem, che piacere, che allegrezza davanti per Jaime qua. Nostro filò italiano con Jaime Pastre. Oh, là! Marco, buonasera Marco. Buonasera Marostica, buonasera a tutti. E zio Piero, insomma, che ha detto, ma te pari un tosetto di 15-16 anni. Ti ha tratto non su, so se mi ha tratto in su, se mi ha tratto in do. No, in su no. Che tipo sono ancora. Che ha detto, guarda che tosetto bello, allora sì, mi giovane. se taglio a barba, resto che non to satellite. Maria, 13. Allora. Va bene, Marco, allora. Bellezza. Allora stasera la mamma piveccia, la mamma che ha dei pifioi, ci ha per regali. Isso, l'importanza di valti better do là. Mettido, conosceu qualche da famiglia che ha 70, 80, 90, 100 anni? Sì. Che non è con 100 anni. Allora cattiamo fuori e diciamo il finale di commentari. Il finale del filò. Isso, che dove vede li Marco? E me guarda de distante, de Paraí, Quatacá, Porto Alegre, a capital, Nova Araçá, 13 de maio, Barra do Rio Azul, Portão, Camargo, Cotiporã, Lajeado, Mussum, Cordilheira Alta, Nova Araçá, Nova Bassano, Céu Azul, Paraná, Antônio Prado, Ibiraiaras, Tramandaí, Itaipulândia, União da Serra, Marau, Eldorado, Mato Grosso do Sul, Alpestre, Medicilândia,
Aratiba, Canoas, Caxias do Sul, São Lourenço do Oeste, Farroupilha, Canudos do Vale, Ibirubá, Barra Funda, Ilópolis, Casca, Oro, Santa Catarina, Fagundes Varela, Ibirama, Alvoredo, Nova Alvorada, Concórdia, Flores da Cunha, Arroio dos Ratos, Charrua, Sananduva, Santo Antônio do Palma, Biturana, Paraná, Pato Branco, Nova Prata, do Iguaçu, Paraná, São Domingos do Sul, Videira, Ibiaçá, Capivari, Quilombo, Guaporé, Bento Gonçalves, Xanxerê, Vespasiano Correia, Ceará, Pedras Grandes, São Miguel do Oeste, Formosa, Goiás, Chapecó e Água Doce. E anche dir, né, fora le tutte le città, Serafina Correia, devo dire, qua Serafina è forte, no? La importância de que cammina ancora a compartilhar, fare compartilhamento. Sì. Allora, porta avanti nostro italiano, de più persone veder, allora... Giuta anche a te, vai a compartilhar. Giusto, ben cosita. E dire anche che il supermercato Marin, de Guaporé, patrocinador delle radio, a me, a Rodrigo, a tutti i suoi collaboratori, il nonno Gigetto. 25 anni di mercato. Guarda che sta il giorno 2? Giorno 2 di aprile. De maio. 2 di maio. 2 di maio che ha fatto 25 anni, un struconato, loro i collaboratori del nostro programma di radio. Va bene che abbiamo tutte le settimane programmi di radio. E il nostro programma Italiani nel Mondo, il giorno 30 di aprile, 1 di maio, che ha fatto 10 anni che noi abbiamo un programma di radio in più di 30 emissore in 4 stati del nostro Brasile. Va bene? Ben cosita. Giusto? Va bene Marco? Maravilha. Ma allora è importante chiamare quei che dà forza al nostro filò. Vai là. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. Viveiros Pitol, distribuidor de mudas e nogueiras com as melhores variedades comprovadas para todo o sul do Brasil há mais de 50 anos. São mudas garantidas com 2 anos de enxerto, acompanhamento técnico, espaçamento para consórcio com grama para animais. Maiores informações, nozespitol.com.br. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem,
A melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Struconassa Flaurí Migliavacca di ascoltare il nostro programma. Ascolta, andiamo a parlare adesso di Moveca Decor. Mais comodidade, conforto, tranquilidade, confiança nas compras realizadas via internet. Sabe o que eu lembrei agora? Exemplo, vamos lá, um casal que está a fim de casar, já tem apartamento ou casa e está pensando em mobiliar a casa, decorar a casa. Troca uma ideia com a Simone. Faz favor, troca uma ideia com a Simone, ela conhece tudo de mobília, de móveis, de decoração. Troca uma ideia com ela. Ela é acompanhada de engenheiros e arquitetos, pessoas envolvidas com esse negócio. E ela tem facilidade em te ajudar. Troca uma ideia que não custa nada. Está pensando em mobiliar a casa, em decorar a casa? Moveca Decor, moveca.com.br. Entra lá. Conheça os produtos da Moveca, comercializados móveis e itens de decoração de interiores, que aliados ao bom gosto e à alta qualidade do cliente e de quem projeta e do arquiteto, resultam em satisfação, plena satisfação. Um grande abraço ao Luciano, nosso parceiraço, ecco, e alla Simone, che ha cognome Tonini, olha che italianona, vero? Proprio così. Um grande abraço, nostri patrocinadori Moveca Decor. Mas quem fala melhor do que eu, veja lá quem é, Renata Fan. Oi pessoal, todo mundo me pergunta o que eu seria se não fosse apresentadora de TV, eu seria arquiteta. Eu adoro decoração, mistura do clássico, do moderno, e eu recebi um conjunto de mesa e cadeiras da Moveca Decor incrível. Só posso agradecer imensamente a Moveca, entregaram no prazo, qualidade nos móveis, o acabamento que eu escolhi, o atendimento personalizado e tudo online, sem precisar sair de casa, correr risco. Eles têm tantos produtos e tanta coisa bonita que vale conferir o site, vale conhecer as coleções. Moveca, esse é um ambiente individual, eu faço as minhas refeições sozinha e eu vou aproveitar muito esse espaço. Muito obrigada, um beijo, valeu! Eita lá, colorada! Hein? Vamos falar de Lojas Paludo, nossa patrocinadora, sobre o Dia das Mães, que é o dia especial do nosso filho italiano. Vai lá. Aqui nós temos uma mamãe mais casual, que ela tá com uma sobreposição, uma blusinha mais manga princesa e uma camisa mais alongadinha, mais branquinha. Também em camisas a gente tem várias opções de tonalidades e estampa. Ela tá usando também essa calça mão maravilhosa que a gente acabou de receber e nos pés essa bota da Visano mais de salto fino. Então, presente para mãe, Loja Paludo. Calçar, vestir, Paludo, né? É isso mesmo. Tem mais um vídeo aí? Tem mais um vídeo da Lojas Paludo? São 7 lojas na nossa região. Nós precisamos conhecer mais. Vamos ver? Aqui nós temos também um conjuntinho mais pro dia a dia, um conjuntinho de plush, no qual ela tá usando também um tênisinho da Via Marte. Nesses conjuntinhos mais comfy, mais para todos os dias, a gente também tem alguns modelinhos em modal. A gente tem várias tonalidades e modelinhos. Tem esse aqui que ele tem um modelinho com o capuz. Tem nessa tonalidade aqui que é um azul marinho também, que ele já tem esses trabalhados em pérolas. E depois temos a tonalidade azul bebê, tem branco, tem preto. Temos um rosinha também clarinho, fica super lindo o look completo para sua mamãe. Aqui também a gente tem um modelinho mais casual. A gente tem essa blusa de tricô, no qual a gente tem outras tonalidades e outros modelos também. Aqui a mamãe está usando com uma camisa mais alongada por baixo. Essa calça maravilhosa mais Destroyer da Flor de Lis.
E sem falar desse abotinado maravilhoso que a gente acabou de receber da Visan. Mas nada melhor que as meninas que trabalham na loja para saber falar. Spiegar bem Sora e produto parlemame. Sim. Qualquer mãe tem o seu vestuário ideal na rede de lojas Paludo. Sì, Mia vera? Na mamma Dovne, na mamma Meda Età, na mamma Meda Vecchiotta. Giusto, ecco, cosita. E mamme delicate. Sì. Tipo na mamma Meda Vecchiotta la va mia via de mini saia. No. Allora ele dice, Na próxima terça-feira que vem, nós vamos falar sobre roupas, tecido, roba de riscado. Como é que comprei a roba na volta? Era para essere un coima da mia tempo, va bem? Da mia tempo un coi, ecco. E in nome do super polivalente di Viviano e da rede da modelo Penei, ecco, rede de postos Buffon, ecco, così. Ecco. De Abaspan, de Estivai, guarda che bel Estivai, de Amici Plus, de Paludo, da Pian Alimentos, Moveca Decor, modelo Penei, giusto, così, tá bem? E anche Bravecto, Viveiro Spitol, di época de piantar nogare fin agosto, dopo se ferma. È il medesimo risultato, fin agosto dá para piantar, va bene? Polivalente, o supermercato, Adilnet, cosita. Va bene? Va bene. Na frotoletta. Opa, saria ora, Saria ora. ora. Na frotoletta de tusateie de mame. Ah, sì. Speciale Ora per le ciò mamme. genera tornai de scuola, de ferie. Sì. Allora la maestra l'ha detto così, quando i saisti de ferie, quando vocês retornarem, tragam alguma coisa sobre as mães. Mas o título seria Mãe Só Tem Uma. Perché mãe só tem uma, igual a mãe não existe, né? Allora a Mariazinha, a Mariazinha escreveu, eu estava estudando e não conseguia entender a matéria de matemática. Minha mãe veio, me explicou, eu entendi, gostei demais e hoje eu sei a tabuada de cor por causa da minha mãe, porque mãe só tem uma. Só tem uma. Ué, giusto. Che bel paragone. Era Joanin. Allora Joanin, ele ha detto, e eu fui jogar futebol. Caí, tropecei, spaccar na gamba. Na gamba? Quebrei uma perna, fiquei 30 dias de cama, minha mãe me dava comida na cama, minha mãe fazia os curativos, minha mãe me ajudou, minha mãe me ensinou, me ajudava a fazer isso da escola, ela estava sempre comigo, me levava água, porque mãe só tem uma. Mas era Nineto. Nineto via de Drio. Una bestioletta. Che aveva fatto niente? Guardati! E che c'era il caderno così che era niente scritto. Pure recita il caderno. Pure recita il caderno spurco. Niente E che ha fatto finta lede. Il che ha detto così, Eu estava em casa e a minha mãe estava no sofá com o meu pai e me pediu, Nineto, pega 2 cervejas pro pai e a mãe. Eu fui na geladeira e só vi uma e gritei, mãe, só tem uma. Dato bene, Lu! Non che sei come, quelli è sempre più svegli. Ma no altri stasera devo sapere chi sei i paludi delle logge. E adesso devo vedere i fioi Everton, struconasso a Everton, Esteban che mi attende tanto bene quando che mi occorre qualcosa. Camilo che lei è da nostra età. Ecco, Camilo è la nostra fascia poco su, poco do. Poco su, poco do. E la Miriam. Allora un struconasso a tutti loro e devo vedere cosa chi ha da dirmi. Vai lá. Boa noite, meu nome é Everton, estou aqui com meu irmão Estevão e um dos valores da Paludo é a inovação constante. Buscamos sempre fortalecer a essência das pessoas que trabalham conosco e também fortalecer o vínculo com os nossos clientes. Contamos hoje com mais de 100 colaboradores das nossas 7 filiais, mais o almoxarifado e todo o setor administrativo que fica aqui em Casca. E todas as nossas lojas são setorizadas para o público masculino, feminino e infantil. Em vários setores, temos o setor social, casual, plus size e esportes.
Em todas as nossas lojas contamos com mais de 200 marcas, fornecedores e em torno de 200 mil itens. Recentemente, no ano 2019, implantamos em todas as lojas um terminal de autoatendimento para facilitar que o cliente pague o seu carnê no cartão, se autoatendendo sem a necessidade de enfrentar filas. É uma forma de agilizar o atendimento e facilitar a vida do nosso cliente. Bom, nós sempre temos em mente que a função social da empresa ela vai muito além dos vínculos de emprego, né? Por isso, sempre que possível, através de programas como o Procultura, né, que é a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura, e o PSEG, que é o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública, nós conseguimos repassar o ICMS arrecadado para eventos locais, né, para feiras dos municípios, entidades, enfim, nós conseguimos fazer esse repasse. No caso do PSEG, é para auxiliar nos custos com viaturas ou, enfim, algum aparelhamento que a Polícia Civil Militar necessita. Nos últimos 5 anos, com esses 2 programas, nós já conseguimos repassar, destinar isso, cerca de 1 milhão, mais de 1 milhão de reais. Então é algo muito importante e a gente consegue ver na nossa sociedade, né, o dinheiro sendo investido através de eventos locais. Isso movimenta a economia, enfim, tem uma série de fatores que beneficiam. Outra marca da nossa empresa é sempre pensar na sustentabilidade. Né? Sustentabilidade é algo fundamental, por isso nós instalamos 3 usinas de energia fotovoltaica nos anos de 2015 e 2016 nas cidades de Serafina, Amaral e Guaporé. Essas usinas de energia fotovoltaica elas geram 100% de energia limpa para abastecer toda a loja. Então é uma inovação também, sempre pensando a médio e longo prazo, né, que a gente faz os investimentos, e esse foi mais um que a gente fez. Então é isso, a gente sempre procura estar inovando constantemente. Boa noite, Marostica. Boa noite a todos. Marostica, hoje eu só tenho que agradecer, porque a minha família já fez a demonstração do que é a Paludo. Então eu quero agradecer os mais de 100 colaboradores que estão hoje trabalhando com a gente. Eu quero agradecer também os mais de 30 mil clientes que temos aí, que também estão comprando na Paludo, estão acreditando na Paludo, e por isso que a Paludo está onde ela chegou. Então isso, agradecendo a todos. Eu não posso deixar de parabenizar agora, porque o dia 9 de maio é o Dia das Mães. E como foi um ano muito difícil, foi um ano que as próprias mães tiveram que deixar do seu emprego para cuidar dos filhos. E também não teria imaginado um dia dela ser professora do próprio filho. Mas aconteceu. Então, a gente tem que parabenizar elas por ser muito guerreira com esse trabalho todo e que fazem parte dessa história também. Tá? Nosso muito obrigado e parabéns a elas. Bom, pessoal, a razão da Paludo existir são os nossos clientes, e é por isso que a Paludo está em constante evolução para que o cliente possa ir até a loja e encontrar produtos de qualidade e preço para toda a família. Grazie a tutti quanti e un struconasso! Un struconasso a Cavaltri! Bella famiglia, Maravilha, spettacolo! Le mame lega sempre i sudditti Sì, ai sempre. fioi, mi è vero? Sì, sempre qualcosa lo reparla. Te pensi tu di che a tua mamma di Pia te parlea? E là ha tante cose, ma una delle cose che mai me ne smentegherò è quando non è tanto freddo, ma neanche caldo, che mi dia fuori di casa che ha detto Roger, ciapa Giappone che dopo sfreda. E la mia mamma l'ha sempre fino i giorni di ancora. Ti credi mia, ma fino i giorni di ancora, che mi chiama de Ede. Sì. Ede, guarda de farti voler bene. Ecco, avete visto? Ma guarda
Fingan coi. Guarda de farte voler bem. Un'altra Perché cosa- è una cosa che si deve analizzare. Farte voler bene è importante, mi è vera? Vera? Giusto così. Ecco. Un'altra cosa che tanti doperas è su con le rece. Su con le rece. Ma la mamma la dice a un figlio, non fez mais que a sua obrigação. Vera? E che ancora? Você é igual ao seu pai. Vou contar até 3. Dopo. Lava essa louça ali, demo. Quasi, Escova os dentes. Un'altra cosa. Quando ti domandi qualcosa, va a domandare al tuo pare. E quando domandi il papà, vai e pede pra mãe. Não assista a televisão de perto, senão você vai ficar vesgo. Che tu sei aderente a te, no? Guarda te. Tomar sorvete com dor de garganta faz mal, Faz mal. Não adianta quando você era cheio. Não come uva com melancia que dá dor de barriga. Dá cagote. Che dá cagote. Que não dá nada. Te mangi cioccolato che viene fuori pure spinhe. Sì, ciò, brufoletti su tua faccia. Leva o guarda-chuva che vai chover. Desliga o computador che amanhã tem que acordar cedo, Proprio così, tá. Quando chegar me liga, Ascolta, un'altra cosa importante. Sta mia bever bebida degli altri perché mi metti rento potaggio dentro tua bebida. Era la mia cosita quando Era bem assim. Bevite il tuo bicchiere, sta mia a fare dentro perché mi metti rento poggio. Ecco, e tu non mi ascolti essas músicas de maconheiro. E tunz. Fai toccare con che suonadri di maconhieri, porco Dio. E un dia você vai ter filhos e você vai ver o quanto eu sofro. É vero, vero. Tá pensando que está falando com quem? Não são esses teus amiguinhos do funk. Tu... No, ma gente. E quando fai a mangiare, che tendei a meia na volta, a meia due. Sì, a dizer che? E non ho detto, vem comer logo che tá esfriando. Proprio. Quando você for dono do seu nariz, você faz o que quiser. Só até que tu tiver 18 anos debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu. Chiaramente, E dopo te finito di mangiare, tira o prato da mesa. Nem isso tu não sabe fazer? Proprio così. Você anda saindo muito. Ficar em casa e estudar é bom, faz bem. Tu ouviu bem? Un'altra cosa, ti smenteghei di qualcosa. Esqueceu! Como? De novo? Tu só não esquece a cabeça porque tá grudada no pescoço. É vero, proprio così. Ou se não nada. Abaixa esse volume. Bom, abaixar o volume quante volte? Meu Deus. Sì. Un'altra cosa. Non ho pensato un'altra. Perché dite anguria com a uva. Anguria com a uva. Non pode misturar manga com leite. Per amor di Dio. Proprio così. Se misturei Cuida bem, Nantri, porque tem os da época e tem do nosso tempo. Para de passar a manga no nariz. Sgnaccarotto che veniva dopo. O Jaime, fea. Tirei sul naso e passei. Era un risco. Era un risco di sgnaccarotto. E quando te volevi sfondere, te volevi mia passare con la manica. Che te fardei sotto, parderei. Sì, parento, ma qua cosita. E a colpi senza manica del braccio striso. Un'altra cosa, quando tendei te rio. Sì. Accampare, diceva, mamma, vuoi accampare, andiamo a pescare, tal. Ho detto, sta mia andare dentro l'acqua appena dopo mangiare. Per amor di Dio! Appena drio mesdinda dentro l'acqua, proprio così. Pode dar una congestione. Va bene, in nome di Adilnet, provedore di accesso a internet, Amighi Plus, con ração per tutte le bestie, Polivalente Mercado de Santa Rosa, Baspan. Bota super leve, il meglio stival che Gapa está in del Brasil. Paludo, loja Paludo, moda e estilo, calçar e vestir. Rede de postos Buffon, Bravecto, trata e previne e controla. Carapati e pulli per canhete per depilli 90 giorni. Modelo Penai di Bento Gonçalves, Moveca Decor de Luciano e della Simone. Mobilia per la casa e decorazione movecadecor.com.br. E nós Spitol del nonno Luizinho, adesso de Leandro Elenio, dopo de che altri fioi. E così avanti, piantar nogare dà tanti soldi, dà lucro, in 3-4 anni cominci a mettere fuori a nose. E tanto ti te dormi a nogare? Cresce e va su, butta fuori, e butta fuori i frutti ecco. e ti guadagni skei. E le nogare, le nose le fa bene?
per la salute, proprio così. Sabia que, eu não sei se existe já ou não, mas estão pensando em fazer óleo De noze. de noze, perché che ne azeite di oliva, poderia fare azeite de noze. Sì, si fa anche del algodão. Ecco, allora, perché no, vero? Così, Mi in tre- pare che a noze che de più olio che l'algodão. Ecco. Deve guardare. E le nogares cominci a fare frutti back in 3-4 anni, dopo quanto più vecchia di più frutti fa. Va bene? Così tá sì? Giusto? Demo un videozinho bem sguelto da Paludo, mi va lá de Jaime e dessa una sonada. Va bem? Sì. Fim dopo. Aqui nós temos um look mais social. Nesse look ela tá tendo composição dessa Ibori, da Flor de Lis, que ela é uma manga mais princesa. Essa calça alfaiataria, que ela tem esse detalhe na perna. E no pé ela tá usando um sapato da Ramarim, no qual a gente tem vários modelos, várias marcas também, de saltos blocos até saltos mais baixinhos. E sem falar nessa composição com esse acessório, que é essa bolsa da Rafite, o qual tá super linda. Aproveitando já falar em acessórios, nas compras acima de R$150, a mamãe está concorrendo uma linda bolsa da Rafite. Então venha logo aproveitar. Uhul! Vem pra loja Paludo, né? 7 lojas. Guaporé, Serafina, Casca, Paraí, Marau, Sananduva e Tapejara. Tu è bom, Marosta. Ma me penso di tutte. Come a mia non sta tante robe. Camilo Strucconasso, e a tutta tua famiglia. Demo fare una sonada per chi adesso, Jaime, e che sonada femo? Posso mia desmentegare. De chi? Me mare. Mare, che non mi chiamava. Delise. Delise. La nonna Delise. La nonna Delise. È bisnonna? È mia bisnonna ancora. Ma i tuoi fioi, ga mia fioi? No, i miei fioi, ga mia fioi ancora. Te sei mia nonno? Non ancora. Neanche mi. Aspettiamo un poco che chissà che Neanche mi. Vadi crede che mi ho 56 anni e sono mia nonno ancora. 56 dà per contentarsi di essere sul Sì, pare, cioè, vero? ma infatti infatti la vita è così. È così, quando viene. E a Lavania? E Lavania che è la mamma dei miei figli. Dei fioi. Ecco. Matteo, Nathan e Matteus. E vuoi mandare una musica che a Vania che piace tanto e me mare anche che piace. Ah sì, tanto. E so, di Jimmy Fontana, Il mondo. Oh, e mi mando a tutte le mamme e alle donne. Vai. Sempre davanti, Marosica, sei vera? No. Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, mondo gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo. E sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno e del giorno verrà. Nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento. La
la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh, Ma stasera non andiamo a parlare solo alle mamme, ma non altri non è la medesima roba parlare della mamma, non bisogna che le mamme le parli, loro le sa cosa che è essere mamma, va bene? Così la donna Elsa Ziliotto Romano, che è un'amica nostra, qua di Serafina, ella la sartura, costureira, ha anni, e noi siamo andati a parlare con ella sopra roba di riscaldo, pezzi di roba, tutto quel lavoro lì che ella la fa, ma come il tempo è corto, stiamo per un altro giorno parlare di roba, ancora parliamo sopra essere mamma, ascoltiamo, vai. Domenica è il giorno delle mamme, ti si mamma, né? E a te e tutte le mamme che si casano, tutto che si dio assistere, che ti parlissi sopra la tua visione di essere mamma, parlissi qualche cosa, qualche messaggio per le mamme anche, né? Parlare di mamma non è mia È una facile, parola. perché la verdadeira mamma è mia facile, settono. Tribula. Mi va, ne ho creato 5. 5. Agradeço al Signore che Sì. mi ha benedetto tanto, perché non mi queixa dei miei figli. E che un Porto Alegre, che 2 Giuivile, 2 Joinville. e che gli uomini tutti fuori, e poi 2 tose qua. Una Sì. con me, un'altra, ora ma è sempre qua anche ella. Ma sì, per criarli non è stato facile, ma è stata molta lotta. Molto mio mi è fallecito Vittorino, abbiamo lottato tanto per criare per poter avere studi, perché avevamo dato facoltà a tutti. E il mio uomo che ha sempre lavorato per Digon. Vittorino che ha lavorato 37 anni. 37 anni da vedere. E mio sempre così. Ma grazie a Dio così criarli, dargli Sì. studio, principalmente lui diceva, guarda, studiai figli che bauco basta mi diceva che come studio. E grazie a Dio è morto, che aveva finito l'ultimo a studiare, ma dopo Sì, che ha finito. aveva finito. Ma mi ti dico una, mai e vuol tanta orazione. E vuol tanta fede, molta orazione e molto sacrificio. Perché a differenza di una mamma di adesso, una volta la è grande. Una volta la aveva il privilegio che la laurea a casa. Allora la stia con i suoi figli. Era un altro sistema. So che il sistema di adesso non è facile, perdo ancora dalla mia epoca. Non ho sentito di educarli. Sì, di stare insieme. Stare insieme. mostrare. Então, a mãe di oggi, ela lavora fuori, viene in casa, lei cansa, che tocca fare il lavoro da casa, che tocca dare attenzione ai figli, fui quasi li criai per chi? Per chi li criai i figli? Per gli altri. Per i creche, per le scuole, per le impregate. E allora le crianze gli giocate per qua e per là. Sobra poco per la mai. E aí dopo la mai la soffre del piccolo, a più grande, la soffre di più ancora. Che dà molte conseguenze, né? Ma, mamme, preghi, pedi aiuto a Dio, a Madonna, che le dà grande forza. Giusto. Perché mi ho domandato tanto il Signore e a Madonna. Ho sempre fatto la mia parte, né? Perché la nostra parte bisogna Sì, farla. tocca farla Bisogna farla. Ma guarda, senza orazione, senza Dio, senza Nostra Signora, ti puoi avere tutti i soldi del mondo che non vai. E che ti tenga coraggio e forza. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Che la vita là è bella, perché dopo ti vedi i figli crescere, ti vedi i netti, ti vedi che lei è una meraviglia. Lei a ricompensa di una mamma le vede quando i figli va bene. Va bene. Chi ha valori, principi. Chi se postai. Ma che postai, ma chi gana, sì. Chi capisce un poco del Il nord, i valori e i principi. Principio di famiglia. Che bellezza. Mi dico sempre i figli, non vuoi mio grande uomo, ma sono uomini grandi. Intende? Che siano uomini di bene. Marco, a donna Elsa, e mi una carezza tanto grande per ella.
A Sciana, Sì. tutti i fiui, né, Augusto? Tutti i fiui. E il suo uomo adesso mi ha dato un bianco qua, Vittorino. Vittorino. Sì, un omenasso grande, gente buona, ecco. Morto massa giovane, una donna che ha passato tanta difficoltà, che quando era giovane, che gasleva i fiui, ecco. Caputo Repolio, un grande amico, che siamo andati in praia insieme una volta, lui deve stare a Porto Alegre, uno dei suoi fioi, che aveva un'amicizia tanto grande, e la una storia bella, come tante mamme, in cui fosse guardare toccaria chiamarle tutte, perché cada una ha una storia differente. Una vivenza. Una vivenza. E la ragione, quando la parla che i giorni di Ancois è tutto quanto differente, ma non altri, Elsa, grazie a Dio saremo più vivi di cosa che va a acontecere con il nostro mondo. Perché non altri della nostra età non dobbiamo mia credere o admettere di quel che va a succedere con i nostri fioi, con i nostri netti, bisnetti. Perché il mondo le deve scambiarsi massa di sguelto. E le redene dei fioi, dei nipoti, dei bisnipoti, si devono scampare. Mi vedo con i miei fioi, perché mi ho 56 anni, mi ho un figlio di 3 anni, Jaime. Le come che fosse me, nipoto, bisnipoto quasi. E mi e lui famo de che brighe. Allora il mio papel per me è calibrar, capisci Marco? Giugo de cintura. Marco ha un fiol di 7 mesi. Marco ha 20 pochi anni, lì è più facile. Ecco, allora non è mia facile farghe a dire i fioi. Va bene? Marco, Proemo, ma parlare donna Elsa, un grande struccone a voi. E se mondai là, per tanto anche di che apparlesse sopra la sua professione. Che è a sartora. Ma dopo Marti che viene, mettiamo su perché in poi che abbiamo paura che non dai tempo. Parla massa bene. Allora, sì, vero. Marti che viene, tutti attenti. Beh, dopo ringraziamo ma tutti i valti che si dicono giustamente il nostro filò, tutti. E il nostro filò, se il gala audienza, se le persone me guardano, se le scompartisse, se le ga caro di vedermele, perché tutti mi giuta, come Jaime che è qua, e tutti quelli che manda video, che mi insegna. Franco Saccardo, un strucconasso a te stasera, niente di Franco, vero? Così. Ma Marti che viene, vediamo cosa che è di buono. Ecco, che lui mi manda tante cose belle, un uomo che mi piace gran tanto, che vuoi tanto bene, vero? Ben cosita. Vanti di dire città, dire che chi ancora che mi avete sto là, la mare pi vecchia, sì. che guadagni un regalo, e anche la mare che gade pi fiui. Vi do là i commentari che til fin della live già diciamo qui. Ma non la mamma o mare o nonna che ti conosci, no, sì. Metti a persona che è parte della tua famiglia, di quel che si deve assistere, vero? Che allora sta più facile per noi altri, no? Mi è vero? La mia nonna, la mia madre, la mia zia, della mia famiglia, da tua famiglia che si deve assistere, può essere così. Scusami che mi sa ben chiaro te scomissio, va bene? E vanti anche a dire che Lirio Marostica di San Anduva, in cui devo completare 96 anni. Che? Lirio Marostica. Lirio Marostica, un Marostica che fa 96 anni, Jaime. Ma... Mi vuoi essere come Lirio? Mario, che tu capito? 96 anni, cacciasso, là di San Anduva gli del sangue. Sapeva che veniva fuori una reazione così. Ma andiamo avanti. Mi sono capace di passarvi il sento. Ma con fin paura che vatti si capace di essere qua per testimoniare. Ti sì, ma Marino, Jaime, vai di 60 lì in volta lì. Vai là. Santiago do Sul, Shoppingzinho, Salto Veloso, Palutina, Arujá, São Paulo, São José do Ouro, Sorriso, Mato Grosso, Westfália, família Fornari de lá, Guabiju, Constantina, Medianeira, Montebello do Sul, Águas Frias, Carazinho, Palmitinho, Francisco Beltrão, Paraná, Ibiraiaras, Santa Maria, Sarandi, Nova Brécia, Vila Flores, Marmeleiro, Taquara, Não Me Toque, Doutor Ricardo, Veranópolis, Brota, São Paulo,
e la città di Assis Chateaubriand, Paraná. Aspetta lì, com'è che è il nome lì? Assis, come testo del Google, lá para sentir la pronúncia, le Chateaubriand. Nossa, uma hora cosita. Totalmente diferente que dele. de lá É algo assim, né, velhinho? Francês, e Pô, italiano lá. pô, Que meu, visto mi son... Show, né, cara? La Milà de Paris, sono da Paris. Aí que me refiro. Ali, vai. Finito? Finì. Marco, allora la mamma pivecchia, la mamma che gade più fioi. Isso. Quanti fioi ha messo fino adesso? Gese 11 qua. Oh, ma 11 fioi? E una di 99 anni. E una di 90, ma 99 anni zeta, Adesso 11 fioi è poco, massa poco. Che ne di più. Sì, andiamo 11 fioi. Che 11 fioi. Ecco, va bene. Ma noi altri che avevamo fatto un scherzo con le mamme. Sì. Mie e Roger. Siamo... Sì, perché le mamme più vecchie. Perché... Ah sì, prima andiamo a vedere il video ben sguelto da Paludo. Vai lá, dopo che sei la mia mamma. Vi conoscer la mia mamma stasera. Vai lá. Aqui nós temos uma mamãe com com um look mais alfaiataria, no qual ela tá com essa cor mais pastel, um verdinho água, super lindo, super da moda, também com uma t-shirt da Triton. Aproveitando para falar da t-shirt da Triton, a gente tem várias peças dessa marca. Também trabalhamos com a Cavaleira, com a Levi's e com a Coca-Cola. Nós temos um espacinho na loja só para essas marcas com várias novidades e lançamentos para vocês. La nonna, che detto regali alla nonna. La nonna, la mamma, la bisnonna se merita regali del giorno delle mamme das lojas Paludo. Ci arrivare là con una borsetta di queste care di Dio. Proprio così. Là viene un regalo buono. Ascolta, i ghiacciami a busta. A busta? A busta. Sì. Envelope in italiano? Busta. Busta. Ecco, tutto che c'era, sacola, saccoccia, busta. Ecco, va bene. Cosita, giusto? Sì. Demo mi gavaria caro. Marinho, sua mamma è morta fa tanti anni. Ecco. Va bene, è che Marinho, no? Ma l'è ben vecchiotto lui ormai. Sì. E il pararia gnancane. Il pararia mia. No, ma gente. E maestro Ferroga, mamma, nonna Zelinda viva e sana e salva ancora. Opa. Gadà problema che non so no, ma il ga grava il video. E ga filmato tutto, tutto giusto. Quando lei arriva a casa, a nonna che scampata via. No, tocca dire la verità. Il ga filmato tutto, solo il segato smentegare e struccare il bottonetto rosso. Del filmato. Sì. Mais o meno. Maestro, che ho visto. E le ore che ti torni qua del nostro filò, lui le di fare un corso, chissà lo che. Dopo lui resta meglio famoso, te RBS e tal. Ecco. RBS TV, La RBS TV, l'idea che Sabo adesso va a fare un special di solo la lingua italiana. Vero Marco? Sì. Cosita. Proprio cosita. Tainara. Alba. Tainara Alba, reporter, mega chiamanantri. RBS de Caxias, né? RBS Caxias, proprio, Loro no anche che avevamo mandato materiale a ela, l'idea che Sabo del giornale d'almoço che è un speciale solo italiano. Ma assistiamo tutti Baratissime, no? Proprio così. Ibania Celesta Locatelli Marostica me mamma, migo parlare con ella, valti in conoscere e sapere un pochettino di più sora ella e a me vita. Vai là. E poi il giorno delle mamme, niente meglio che parlare con la mamma. La Ibania Celesta Locatelli Marostica, con 77 anni, la va a parlare come sia stata, con quanti anni che la sia diventata mamma, che per caso sono stato me il primo fiore, vero mamma? Proprio. Quanti anni che avevi? 22 anni. 22 anni, Sì. E come sia stata quel tempo là? Ah, quel tempo là, si aveva anche poco da mangiare, ma al finale passa, e si stea con la nonna, e un tosio che era suo fratello del pai, e una cugnata che era mia cugina, e 3 tosetti. Vecchia famiglia grande. Vecchia famiglia grande. Allora mi sono stato il primo fiore e il pai, il papà aveva caro di un uomo? E gli aveva caro che fosse un tosetto. È andato porta una baietta, si diceva una volta, e l'aveva portato a casa azul, perché voleva che fosse un tosetto, ma sconto della nonna, perché non si aveva soldi per bastare. E allora mi aveva dato a sconto questa baietta e mettesta via,
E quando te go guadagnare allora, ma go provare a guadagnarti casa, ma non ho dato. Poi cominciai male, e alle 11 alla mattina. Sono andata a mangiare un persico, mi ha dato un mal forte e l'ho tratto via. E dopo allora vai e prova e non ha provato, perché la sera partera l'andea tanto in volta a portare a te. E non ha dato. Era le 11 di notte e allora l'abbiamo risolto venire in Serafina, che era le partere. Le moneghe. Moneghe e le moneghe e anche tose, partere, da mio coresto il dottorno. E allora sono una sesta. Sì, una sesta. Bello. Bello, un bel tosetto, ma solo con la testa lunga. Ah sì, Mi ha insegnato a ligarti un pannesello, un pano qua. Un strasso perché ti postessi la testa. De lunga. De lunga. Ma guarda teacher, dopo mi restare ben così, ti figli, no? Ma grazie di Dio, se no. E lo vera che il pai aveva ben che pensare il nome? Sì, aveva pensato. Perché ascoltai a radio tutti i dì e veniva Edgar De Souza. E allora della radio di San Paolo, vero? Ecco. E allora andai scogliesto il tuo nome Edgar. Vanti Nasser. Sì. Se te eri in Tosetto, se no aveva una lista là a Pascoli. È il nome. E come sia stata la vita di un piccinino appena nato, così che i tempi là? Te che passa bene perché mi te ho dato dei ciucciar che te bevevi neanche acqua un fino di 11 mesi. Sempre di caso per le fette. Sempre. Te vi contare che mi bio tipo un'allergia, un mestiere del corpo. Sì, ma allora mi sta facile curarmi, vero? Aveva lei delle erbelche. Sì. Ma te bio tipo un'allergia così da forte. E allora te gli abbiamo menato la Gasparina. A Gasparina, era una donna che aveva tanto conoscimento in medicina e non la era dottora, la era pratica, mia vero? È pratica. E non la era una donna che benedia o che preghea per quei tanti lì benedire e star meglio, vero? Ecco. Lei era una donna che aveva pratica e che la dava rimedi anche. Dava rimedi, sì. E allora mattino te gadiantà. Cada volta che te andai a darti bagno, te piandei perché che rimedio là te... Sbrusea. Era tipo una saunetta o c'era un liquido? No, una saunetta. Una saunetta. E toccava il nome del dottore, vero? Dopo, non ha dato, te come nada del dottore. Allora che non passa un po', no? Non fa. Ecco, così. Deve pagare un po' dei peccati. Ecco, e quando che ne ricei, veniva a comare? Sì, veniva a comare, era l'Antonietta Bortolini Pissato, l'altra avesse al monte, la veniva a comare, e dopo che ne era ancora, veniva a portare una gallina, un tocco di roba, perché robe fatte non era che tempo là, niente, ma la tia Mileva la te ha dato un congiuntino. Opa! Sì, e dopo che te eri grandetto, mi e il pai si mondai che la società di Strela a comprarti un congiuntino azzurro, le maniche curte e bermudette. Bermudette, ma ben bello. Allora mi era un pochettino più moderno, no? Sì, claro. E dopo, come venesto a rente notte per sto casamento, mi pa stimarmi, ho messo sul pigiama che a tia Mileva aveva dato. E allora, stato così, siamo stati là fino un tocco di notte e abbiamo fatto festa, che era di Gigio Canton il casamento, e dell'Angelina. Ecco. Va bene? Così. Ed è a vostra mamma e Vuga scambia poco, vero? La differenza, infassava ancora i fiori. Sì, ti sei stato infassato. Ma quando fossi in sesta, non che era gli ospedali da rente, vero? Nasceva tutti casa. Tutti casa, maioria. Con la partera, vero? Con la partera, tutti, sì. Non che ne era gente che andava all'ospedale. E il vostro pare, che i tempi là, aveva costume di ciappare in braccio o no? No. Io non ho mai visto, mi pare, dargli un vaso.
Ai fiori? No, ai tosetti. No. Neanche a te e il nonno Marostega sì che rido. Ma il nonno fino, che lei Locatelli, mai c'è il fiore in braccio, niente. Ma allora mi ti ringrazio per la vita, per avermi dato la vita, per essermi mamma, passare tutti questi anni insieme, ti desidero tanta salute e un felice giorno delle mamme. Grazie, grazie a tutte le mamme, feliz dia das mães. Grazie. Che bellezza, a me mamma, che la sia a me mamma. Mi go un ricordo di mia mamma, che era ciao, che sarà inesquecível, ma che non altri ricordi che non posso parlare. Ricordi di poeretti, ricordi di gente in poco studio, ignoranti, chissà, ma persone che a mamma ella ha sempre insegnato altri i fioi, che ha perso mio fratello, il terzo, al sesto è morto, allora anche ella ha perso un fiore. Ma quando che me penso da mia mamma, che a mia mamma è sempre stata malata psicologicamente, perché è ancora viva fino al giorno di oggi, capito? E mio padre è sempre stato sano, è morto prima, va bene? Allora ella sta bene, ma psicologicamente, perché a mia mamma non so se seguo l'autorità da parlare o conoscimento da parlare, ma mia mamma la fiola di due cugini, mio nonno e mia nonna, e due fioi di fradei, ze parentesco, ma può darsi che non sia da lì, però la mia mamma, ella sempre mi da malata su, ma se qua con altri, ma ella una cosa che a mia mamma, e che se dura 1.000.000 di anni, vou pensarmi, è che ella poeretti come i ragni, difficoltà, necessità, poco da mangiare, poche condizioni, ma ella sempre diceva, non corre mia comprare il meglio, ma neanche al pedo, sempre tendesti netti, limpeza, sempre rispettare il nonno che era suo suocero, sempre rispettare come pupà, allora la mamma fa pulito, guarda di farti voler bene, rispetta persone, allora se in cui siamo quel che siamo, sei mamma, e punto e basta, capito? Allora gli esempi buoni della mamma, ecco, ma vuoi contarvi, un giorno mi sono andato in colonia con mia mamma e che mi ho portato io a merenda che c'è mia. Qualcosetta per mangiare, capito? E che n'era rampeghina alta cosita e che n'era un tocchetto di miglio un pochettino più alto da rampeghina già Marino ridi. Gialdo, che non fa la panoccia e sapar rampeghina è come andare con un piccone di borraccia cavare asfalto. Se tanta gente sa neanche cosa che mi sono di parlare, ma cavare su rampeghina tramada, le cose che non esistia, e ella la sapeva, e già era caldo, e mi c'era là con ella, ma dove era il nostro futuro? E allora mi pega per testa, guarda mia mamma, mi è malata lì, sapere, non che non ti sendea, non ne posso neanche un po' di grammi, poco studio, poco conoscimento, ma ella ha sempre avuto un principio, perché a nonna, sua mamma di ella, aveva tanto conoscimento, già era una donna buona che ha soffrito tanto, che ha slevato tanti fiori, che ha insegnato a ella mi ha passato avanti a mie sorelle. Allora queste cose buone saranno eterne, vero? Vera. Va bene? Un bel omenaio. Mia mamma che ha soffrito tanto, del lavorare, di tutto, capito? Poco, com'è che si dice? Ver poco e contentarsi con poco. Ma credo che sia tutte le mamme della sua epoca già era compagne. Era così. Vero? Goder la vita? Niente. Praticamente niente. Di andare via con fiorin
e dir venire a casa, ma volevo comprarmi un piccolè, ma vuoi sparagnare. Allora queste cose lì, sapere in cui che si mangia, si beve, si appassa, mi è vera che sei così. Ma va bene, ma credo che sei contenta per avere i fioi che la ha, i nipoti, ecco, e la famiglia, questo che è importante, credo che il dovere della l'è compio, sicuramente, mia mamma è giovane, ha 77 anni, ecco, e la va distante ancora qua con noi, se Dio vuole, mamma, un grande struconasso a te, continua a essere persona che sì, che la nostra famiglia ti vuole tanto bene, va bene? Marco, mia cosita, parliamo della donna Nilva de Costa Marsaro, che ha un'altra storia ma quasi compagna. Sì, ecco. Josiel, vai. Sono qua con mia madre, la Nilva de Costa Marsaro, ma qui che sei casi vuol sapere, neanche voi che te conti, di una volta, quando che te hai testo il primo fiore, come che era essere mamma, come che era la situazione là di quella volta. Quel tempo là, cara Dio, le mie come adesso che tu nasci con le scarpe su, quel tempo là era qualche strason serviva per parodiarli su. E primo fiore, poveretto, io ho creato 3, poi medesime e 2 camicie che aveva e 3 panisei che aveva. E quell'altri, dopo ti capivi di uno e dell'altro, tutti tendeva qualcosa come là. Ma il primo fiore sta a 45 anni in Dio, 45 anni in Dio. L'altro che andava a chiamare il motorista, l'auto, in fondo quasi a casa Niti, per venire a menarmi fuori. Allora, il primo a Duir e l'ultimo dell'ospedale. E quell'altri 4, tutti in casa, perché il primo, il primo, paura. E l'ultimo, era a metà età, era un altro figlio, no? Allora mi nato all'ospedale e quell'altri sta con 40 a Graziema, quindi non sempre a fare il parto qua a casa. Era partire qua a casa. Che bellezza. Era mia facile quel tempo là, loco. E mangiare, che serio, com'è che? Signor, il mangiare poca cosa si aveva quel tempo là, tu sì. Sempre, era sempre quel che veniva, ti aiutava a portare una cosa, a portare quell'altra. Sì. E là, ma il nostro tempo sta loco, dobbiamo passare i nostri canali. Giusto. E conta anche un pochettino, voi che sei stata la prima fiola, nel sesto del nonno e da nonna, contami se ti ricordi com'è che era epoca là, a quel tempo là, a mia madre, poveretta, il pai, lui era solo festa, lui era via di tanto andare a lavorare, e la mamma, poveretta, sempre in colonia là. Allora mi sei a casa mia con tutti quei che aveva a casa, mi fa dargli da mangiare e là far criarli, lui. Anche te che hai aiutato tanto anche a criare. Criarli, lei là nei colonie. In che epoca là, come? Ma quel tempo là, Dio mio, come adesso chi compra il lettinino che è già di 40-50 conti a lata. Quel tempo là i cucinava il riso e smasenea e dopo colea. E il Trento il zucchero e la mamadera il latte di mia madre e il latte era con là. Latte del riso. Del riso, struccare il riso per dargli e mangiare i tosatei. Tutti quanti erano così. E polenta, a sera era polenta e vino mi pare, mia madre che aveva una vacchetta fino al formai e si fa a puina e dopo allora nel tempo lei copiava tanti porchi perché era mia come adesso. Allora si fa i salami, allora un tocchetto di salame e a puina e dopo era tanto salame. E dopo allora si batteva gli uvi, si fa là per dare a mangiare a tutti, e una porzione di radici. Di verdura. Polenta
E ha mudato tanto l'ora della di tomare dopo quel primo fiore fino in cui... Dire in cui neanche più... pensare solo se tribula neanche più perché quel tempo là San Piero. Ma che bellezza. Allora, Nanti del Filò Italiano, ti ringraziamo che ti hai dato quel testimone qua e andiamo avanti, giusto? Obrigado. Maraviglia allora. Marco. La mamma. Visto che da mamma? La mamma, persona di pulso firme. Sì. Sei figli come e mi sono assesto con il aveva 44 anni. Sta... Un rischio. Quasi un rischio, ma era tutto certo, la gravidez, grazie a Dio. Che si solve sto fuori bruttin, ma io non c'è problema. Fa parte del rischio. Sì, fa parte del rischio. Ma ti dico che fin di in cui lei la sa il jeito di cada fiol, è sempre cuore di qua e di là, ti senti domaiar, e la là da piedi il cuore di qua e il cuore di là, mai senti di domaiar, tutto per dare a posto, per mettere le cose, per portare via, allora ella si sforza tanto e non è mai esemplare. Grazie mai per tutto e che dà per fare come fiol femo, garanto tanto me come tutti i mai va a pagare, vero? No, mai. Ma, vero? Una cosa che le mamme arriva 2 o 3 per mangiare, che mettete via tutto, che niente per mangiare. In 20 minuti puoi sentarti in tola che la gal mangiare. E la va il punaro che sta su uovi, e la va l'orto che sta su radici, e la mette a polenta a brustolare, e in 5-10 minuti che mangiare in tola. È sempre stato così, è vero? E tante volte sta senza mangiare? Tante. Passare o sta in drio. Come dopo andiamo a parlare anche della mia. La mia è sempre l'ultima andare a sentarsi dopo mangiare. Sì. Come tutte, mi penso, le mamme, è sempre le ultime che sei a spancionare in cammino. Come i nostri fioi, sempre gli ultimi che va in tola. Sì. Ecco. E i nostri fioi d'encoi, quelli che va per primo. Le lì la differenza. E se sente il meglio posto. Il meglio posto se ciappa il primo tocco di carne o se no ti porta via quasi tutti quelli che ti hai buttato a tola. Ecco, e dopo avanzate il piatto ancora. Ecco. Allora i tempi che scambia quasi massa. Bisogna tenere che redden i fioi. Ecco, perché i nostri pupà, nonni, bisnonni, mamme e capatio massa. Non anzi devono passarla bene e i fioi devono piantare spore. Marigno il gavaria caro anche a lui. Di parlare perché io sempre venire dentro perché lui che mi ha potuto farla chiamare invidia che cosa fa. Sì, Sì, che falti che le vostre mamme. Ecco, del pidarente qua. Vieni qua. Go invidia proprio. Mamma Marino, tutto il stesso tempo, vero? Fare che ne che. Solo così. No Marino, quanti anni è morta mamma? Le 10 anni. Oh, ma. Solo così, Marino, qua, vieni qua, sta qua. Sta qua. Dopo ritorno. Dopo, ecco, va bene. Ecco, fa parte, perché viene a mente che momento qua, i momenti della mamma, di stare insieme con la mamma. E quando che ti si malate, viene a mente chi? Mamma. Ah, mamma. Quando che finanziariamente ho problemi, strussi, viene a mente chi? Mamma. A mamma. A mamma, essere casa con a mamma. Mi go passare un Natal. Spaccare in 4 milioni di tocchi, 4 Rio Grande do Sul, mais quebrado che a Rosa Quinta. E mi go passare il Natale insieme come pare, me mare e Ottavio. No altri insieme. E mi guardai su, arriva là del Cristo, foghettoni, e mi pensai così. Ma perché chi butta via soldi sti foghettoni? Che non anzi che aveva mal parecchia qualcosa per mangiare. Mia faccia. Solo quei che ha passato i momenti lì per sapere. Ma adesso noi abbiamo la Neusa. La Neusa è casa ben più giovane delle nostre mamme. Sì. Quanti anni ha la mamma? 60 e qualcosa.
60 e qualcosa. Ero casetto Igor, sua Ecco. mamma de Roger. Devo 62. ascoltare la Neusa. Vai là. Buonasera a tutti, stasera allora il giorno speciale dalle mamme e mi sono qua insieme con la mia mamma Neusa. Buonasera mamma. Buonasera Roger, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora ancora dobbiamo parlare un pochettino sul giorno della mamma. Come si sta a tua epoca essere mamma? Come che c'era? Se era di stare a Montauri, che c'era ospedale, bel da epoca, no? Come che si sta mamma? Non c'era ospedale, no, a Montauri. Quando che l'estate una grande sorpresa perché fino adesso che a 40 anni in Drio che mi viene fin di piangere perché essere una mamma è la cosa più bella che esiste al mondo. E sono maritata che aveva 19 anni e con 20 anni sono maritata il 1 marzo del giorno 1980 e dopo non spiegava una volta tanto di bere rimedi, di bere comprimi, di non ciapparsi gravide, non si sapeva qualche cosetta in scuola ma poco, la mamma non la parlava. Non spiegava? Non spiegava, Sì, meglio che scondeva che mestiere. Questo sì, ma non si sapeva un pochettino, no? Che non si sapeva mia tutto. Ma a me mi faccio pa gravida subito e con l'estate, il 15 di marzo dell'80, mi bel che sapeva che era gravida. E allora così non c'era dottori, non c'era i medici, la Montauri. E siamo andati a Serafina e abbiamo fatto esame e così cosa visto che sei gravida. Ecco, allora in che epoca là che c'era Belche si fa esame Belche, Sì, 40 anni in Drio, sì, che Belche fatto. Sì, fatto, sì, pulito e go tutto, fino alla cartera da vaccinazione del figlio più vecchio che mettesi via. Testo via. Ecco. Sì. E allora che guadagnare il primo figlio a Serafina che era in ospedale in Montauri e il secondo Anca e mia Anca che sono l'ultimo, allora, i 3 fioi Serafina. Sì, così, che allora dopo là dei 4 anni è venuta la Roberta, che il primo sta a Rogerio e dopo allora... a Roberta dopo me. Roger, e così tutti col dottor Paolo Massolini, che mi sempre dico che mi ha insegnato tante cose, e è un bravo dottore, è sempre stata ben... come si dice, ricevesta dell'ospedale, il nostro Signore del Rosario, che fino a un po' video che non c'è nessuno che non reclama Sì, una bella roba. di una bella roba, Ecco. avere un ospedale aderente e pulito con i dottori che ne è il giorno del COI. E un'altra domanda che vuoi fare, torniamo un pochettino più in Drio. Quando allora quando Vuga viene a Sesto, allora, là in Drio, la tua mamma, l'anno che c'era ospedale, onde che aveva fatto il parto, te la contare, chi che ha fatto il parto allora? Sì, era amico in mente ben, no, da mia sorella più vecchia, neanche di me mi aveva, perché, ma dei miei fratelli, con le mie fratelli e delle mie sorelle, ho in mente che la nonna sempre l'ha messo nera. Pide la ultima, che allora quella so che mi ha menato su della casa di Nasia, perché allora non potevano stare là insieme. E allora mia sorella... Ma non si poteva vedere? Non si poteva, visto. Quante sera c'è? Sì, poi si fa il parto a casa? Sì, si fa il parto a casa. E allora ho in mente bene perché sempre la messonera era la mia nonna che ha fatto il parto mio e di tutti noi altri. La casa che sarebbe la mamma del mio papà, sì, che sarebbe mio padre era il Bellarmino Tuigo e la nonna allora la si chiamava la Marietta Polita. Piccoglio sesta? Piccoglio sesta come la nonna meta e la partera, perché la mia fatto solo i nostri 3 parti là di casa. 4, la casa del pai, e l'andea sempre in volte che ho in mente fino a un coi mi pare di vederla che quando veniva a chiamarla che non era auto una volta piova o sole, quando veniva di notte le 2, le 3 a mattina, Dio c'era il Dio appena scuro, tocca andare a chiappare il cavallo.
Allora era un cavallo bianco, che c'è sempre il cavallo bianco. Allora la diceva, vai Belarmo, c'è pare il cavallo bianco che mi tocca andare. E così la fea poareta col selin, e se ne erano anche i rialti, e il cavallo sapeva di andare in pianeta, il pai la compagnia finché la passea, o quel che veniva a chiamarla. E dopo loro andavano insieme, ma sempre alla nonna, loro a casa, al parto, e anche dei miei fratelli, sempre la nonna la splichea, la mi diceva così, ga pesa 5 kg e 2 etti, sarebbe 5 kg e 200? Sì, 5 kg e 2 etti, allora il tuo fratello, mio fratello, Cana Sesto con 5 kg e 2 etti. E visto che adesso fai anni che il 29 di maio, e allora così a nonna non mi diceva, ma nonna, ma come grande, far come casa? E allora la diceva, la splichea, che era così e tal, che aveva anche soffrito la mia mamma, che aveva soffrito tanto, perché immagina, 5 kg e non era da far cesaria, non era i dottori che giutea, e era ella, ma sempre pulito, via tutto casa, e con sue bassie di acqua, con i suoi pani bianchi, goimente. Massa bella emozionante proprio. E allora chi ha fatto il parto di quando si nasce è stata la nonna Meta. La nonna Meta, la nonna Marietta Polita Tuigo. Polita Tuigo, che ha fatto tanti, non solo che lì, ma non solo Montori, anche fuori Montori sì, a Torla. Sì, perché nati nel caso col pai sereno di stare su della 14 Caravaggio. Che l'ora era fuori, ma era sempre un ponte da passare, perché banda che l'andea era sempre i ri, e loro stiani con tutti i rialti, dopo sì, dopo non so quanti anni, per anni, e che cominciava a venire qui auti. Torla con gli auti. Allora il pai mio, il gadito, mi dispiace, ma il gadito senza più auti qua non la sai più che la buona cavallo ormai non è vecchiota, e non è come è finale che se veni qui auti, e se no parlare che loro c'avevano altri vicini che auti che dopo che avessi cominciato a avere gli auti in volta, allora veniva qui auti, qui jeep, qui cose così, ancora si intolea anche, era fatica, tu che andato di boy de volte era mia strada verde, strade belle, così, no? Proprio, ma mi ricordo proprio, e essere una mamma è tutto di buono, perché se dà vita a un figlio, de volte se come a nonna che mi servono di parlare, mi go in mente ben della a me ciapea e la me sentea in braccio, e la ciapea la polenta e il formai, e la fei bocconetti, qualche dunga da ver mangiare calori, da ver in mente, e la ciapea e la mettea, mi diceva nonna, ma che buoni, e la balancea così, e la me contea le storie, e mi era grandetta, mi go ben in mente. Ecco, che bellezza, allora ancora giorno speciale dalle mamme, e nanti di fare un omenaggio per le nostre mamme. Allora voglio ringraziare qua mia mamma che ha raccontato un poco della nostra storia, della sua storia, e ringraziare a tutti che si devono accompagnarmi, vera mamma? Sì, grazie tanto, e grazie del convito, e anche a voi desejare un felice giorno delle mamme, a tutte le mamme, e non si sa tanto parlare, ma quello che a volte dice, come insieme che la via in fuori, mia vera. Ecco, proprio vera. Allora grazie tanto, ciao a tutti e una buona serata del filò italiano. E struconasso a Neusa, a Zenesio, Topupà, struconasso, fatto veramente i bocconetti, che mia nonna mi fa i bocconetti, mia nonna aveva 2 denti, uno insieme e uno sotto per farmi i bocconetti. Visto? Ecco. Un'altra cosa, mia nonna ha del cognome Bolis, a zera partera, anche ella, e mio pupà la menava o la inselava il cavallo per lei andare. E il cavallo che non si aveva per la nonna andare a fare le donne guadagnare i piccinini, si chiamava Segogna. Ecco. Segogna. Fatto veramente. Ma allora, adesso stia attenti. Roger era qua di sua mamma. Ancora le cose della sua nonna che era partera. Ghetto che li fa soletto. E allora, prima di tutto, vuoi desiderare a mia mamma un buongiorno dalle mamme, scusa di qualcosa, grazie per tutto, con poche parole. Parola grazie vuol dire che sei quella che parla di più, tutto il mio sentimento, allora grazie. E andiamo a parlare un pochettino di nonna Meta.
A nonna che era Meta. a me bisnonna. Che aveva nome che la? Maria, mi chiamava o de Marietta o a nonna Meta o se no chiamava de a partera. A partera. Che era de Montauri, mandai anche fuori a Montauri e de distante veniva a torla per fare sto parto. Allora qua, giutemi qua. Quel lenzo qua che ho in man. Il fazzoletto. Il fazzoletto. Le originali de che epoca là, che de 100 anni. Dammi amiche metto qua. De più 100 anni. Che tutto qua che vi mostro che de più 100 anni, capito? Allora, mi comincio a spiegare qua perché i tocchi qua. Che i tocchi qua, se una cintura che a mettea, ora qua si vede, claro, se La vecchio, fivela. la fivela, a mettea cintura ligea, qua appena sotto le tette, qua all'inizio della panza. E struccava. A par struccare, a tenere stretto qua, per far forza, capito? Dopo che a mettea su, ora sotto che mettea un panno bianco che a famiglia della gravida, quella che è la donna che era incinta, tocca mettere un panno bianco sotto. Ecco. E qua che è il rosario. Il rosario. A che corona. A corona, che a mettea, l'ora parla gravida, quella che già era incinta, la che mettea il col, e l'ora che gli Parla fede, parla ecco. devozione, parla aiuto, par manco soffrimento, par crenza. Vera. E qua ha la preghiera de Angelus Dei. Angelus Dei. Angelus Dei. E dove che si autorizzaga il suo nome qua. Sono cattolico, in caso di accidente desejo che chiamem un padre. Nome Maria Polita Toigo e indirizzo Montauri. Guarda, Capio? Allora, se devo assistere a live, qualche dunque le devo assistere, altri sapesse che aveva una sestita e manda non a meta, scrivi là che mi go un piacere di conoscere, di sapere. Da non a meta. Va bene. Bellezza. Ed è tutto quel che noi sapevamo della. Tutti i parti che l'ha fatto ha perso 2 finché noi sapevamo Sì. che lei aveva tanta esperienza. succede in cui de perdere fioi, ma vera in te che epoca là sol 2 in tutta la sua vita. De quanti? De quanti perde sol 2? Allora è una bella storia, un bel ricordo che giorno 5 di sto mese qua, a maio, sta il giorno della partera. Oppa! Sciocca! Va a essere, missimo. Va a essere. Sì, codina. Sciocca male, Di partere, man, tu teme. Quanto è un'altra. Mi non mi penso da me nonna che fosse un diva in questa casa con soldi. No, niente, grazie. Le cobrea mia come quelle che segnava e non cobrava. Fea partera e non cobrava. Vera. Rangia ossi e Era non un cobrava. volontario. Volontario che Se ha fea fatto il volontario. ben, che si sentia bene. Mi è vero? Vera. Bene, devo vedere il video da Moveca Decor, ecco, da Renata Fan, le 30 secondi, ben sguardo, dopo torniamo, che si è suonato così. No dia che io saí di casa, mia mãe mi disse, tutte la de qua, tutte la de qua. Scampa de qua. Bellissima, bellissima. E noi siamo di finire il nostro filota. Ma andiamo a vedere il video, torniamo in seguito. Vai. Oi, pessoal, todo mundo me pergunta o que eu seria se não fosse apresentadora de TV. Eu seria arquiteta. Eu adoro decoração, mistura do clássico, do moderno, e eu recebi um conjunto de mesa e cadeiras da Moveca Decor incrível. Só posso agradecer imensamente a Moveca, entregaram no prazo, qualidade nos móveis, o acabamento que eu escolhi, o atendimento personalizado e tudo online, sem precisar sair de casa, correr risco. Eles têm tantos produtos e tanta coisa bonita que vale conferir o site, vale conhecer as coleções. Moveca, esse é um ambiente individual, eu faço as minhas refeições sozinha e eu vou aproveitar muito esse espaço. Muito obrigada, um beijo, valeu! Ah, un beijo, valeu, foi para mim, acho che foi para mim. Va bene, mi ringrazio qua a Jaime Pastre, ma dopo vou lá ringraziarlo. Gavemo di ringraziare a tutti quelli che hanno partecipato del nostro filon, le mamme, a tutti quanti, i nostri patrocinatori. Ma che sei suonata no dia che eu saí de casa. Jaime, quem é que canta? Como é que é essa letra aí? Fala aí tu e o Marco Marsaro que estão apostos aí. Vai lá. É Zezé de Camargo e Luciano. Ecco. Uma belíssima letra. E vamos aproveitar o gancho do Marcos, que o Marco falou antes com a mãe, no vídeo que vocês mostraram em homenagem ao Dia das Mães. É uma letra que resume muita coisa sobre a mãe, ok? O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse:
filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou pros meus olhos, começou a falar. Por onde você for eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos teus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira pássaro e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me segurar. Pois o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé. E sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. É mundo inteiro eu sei que eu tenho como dizer. Eu sei que ela nunca cumpriu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira pássaro e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas meu destino e o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando a minha bênção. Me ajuda agora, Marco. Eu sei que ela nunca compreendeu o meu destino de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira pássaro e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Aê! Uhul! Spettacolo! No altri andiamo in A per ringraziare a tutti. Jaime sta qua. Qual è la ultima per finire? Volare. Ah, Maria Santi. Steli con altri. Qua coi tusi. Come stio? Stiamo bene. Ben? E mi ha regalato lo scartafaccio qua. Lo scartafaccio dice che lì. Dice cosita che le logge Paludo. Sì, e le due cose che se veniste lì che partecipare, che mi ha parlato di loro. Bisogna ringraziarla. Ma che... Valeria e la Graziella. Oh, la Graziella qua di Serafinense. Cugnata di Celso. Sì. Allora, in nome della Valeria e della Graziella facciamo un ringraziamento speciale a tutta la equipe delle logge Paludo. Ecco, un ringraziamento a Camillo, alla Miriam, Everton, a Esteban, tutti gli altri, un struconasso. Lavoratori. Mantenevi con tanta salute e un ringraziamento speciale per aiutare il nostro programma. Ma anche menzionando las lojas Paludo, rede de postos Buffon, a Baspan, che è stivai Baspan, è il meglio stivale che capesta in tel Brasil. Certo che ho scoperto Jaime Pastre quando il vadrio le vacche, le bestie che va fuori e il dopara stivai Baspan. Bianco ancora. È bianco. Ecco, proprio così. La Fante di Avò di Caraisca, la Mighi Plus. Fa la meglio caipirinha. Sì, la Mighi Plus che garra son per le bestie, ecco cosita. La Paludo, la Pian Alimento, la son per cangati e pesci di altissima qualità. La Moveca de Cor, ecco, da propaganda da Renata Fan.
E l'Inter tocca guadagnare, se no. E lo qua non puoi? Dobbia. No. Dobbia. Ecco. Abbiamo anche la modello Penei di Bento Gonçalves, con la nostra famiglia Cecon, la Bravecto, ecco, questo prodotto per i cani e gatti, e anche abbiamo Viveiro Spitol, Nogare, bisogna pantare fino a agosto. Ecco, è un buon investimento. Prima dell'olio. Sì. L'olio pecan. E l'olio pecan. Esiste belga che è. Ah, che sì, eh? E allora si è fatto con nose e pecan. E nose del Santin, dei Bastiani, la Montoré che viene scomparsa. Quella è la storia, la sgormata. Nose e pecan. Perché lei perché l'olio allora. Sì, Che ha scritto se sta il marin che va al mercato, l'acqua por ahí, scritto che non mercato già ten. Ma le mie ha fatto che non se l'ha che A Ney e Rodrigo che il giorno 2 che ha fatto 25 anni di mercato. E il nostro football, ciò ma neanche più football. Ma gente, ma che anni che siamo arrivati, Roger, ti ricordi una volta che non è che Nose la redondetta così tu che spaccare col martello? Sì, con le tonde. Sì, proprio. Marino, grazie. Grazie Valtteri. E anche a Dilnet. No? Anche al supermercato polivalente di Santa Rosa da famiglia Deitos e anche a Dilnet, nostra finestra per il mondo. Giusto? Cosita? Marco, qua Marco. Allora mi Qual è va. la mamma più vecchia, mamma di più fioi? Vediamo di commentari alla nonna Angelina Bertoldo. Bertoldo? Bertoldo. Mia sono nonna di Bartoldetto. Ma claro che è parente. Sono mamma, sì. Sono mamma di Bartoldetto. Allora ragazzi, Sede de fioi. Chi ha scritto do l'ale stava a dire Bertoldo. Cara verde, Den parlare dove? bene. Mi ha scritto là, parlare bene, tutto parliamo Sì, giusto. sì, dopo vediamo. Ma intanto qui lì e anche la Fatima Carboni, l'ha scritto che sua sogra ha 100 anni, se Maria ha 100 anni. Ma che 100 anni, Sol? Ma Sol 100 anni? Ma tante di 99 anni, 97, che ne tante. Che avete sì, ma le donne le me da un show, e passa a gamba. Go parlare prima che siamo Dio fare la inchiesta, quella del vecchio. Le donne. Pure donne? Pure donne. Una settimana qua entriamo in contatto, parliamo per mandare regali. Sì, allora quella che capivo, Sede fiori, quella che ha fatto 100 anni. Cosa che mandiamo dopo vediamo, vero? Ma qualche regalo? Va. Qualcosa va. Va bene? Ben così. Proprio. Mandiamo i contatti, dopo ci ameme. Come? Scrive mandare WhatsApp. Varento Edgar Marossi, che fuori manda il vostro telefono che non ti veciamemo. Ti Marco ti chiami, vero? Parlo mi. Ecco. Un saluto a Donna Nilva, a Neusa, ecco, a Marigno. Marigno perché a sua mamma, che non mi chiama mamma? Carmelina. 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 E a Donna Ibania, ecco, a vovò. Ecco. E a tutte le mamme, tutte quelle che abbiamo messo là, quelle che siamo desmenterai. La mamma è una persona che senza ella è complicato, è difficile da vivere, vero? Sì. Le ha una passione tanto grande per i fioi, per i netti, per i nipoti, i bisnipoti e così davanti. Sarà sempre la mamma. Mi è vero che se così, mi suonai tutti, credo che finimo il programma. Ecco. Beh, mi va banda di là. Ciao Marinho. Ciao, salute. Ciao. Ciao Marossi. Struconasso. Sì, a tutte le mamme un struconasso! Grazie di cuore per la nostra amicizia, per essere sempre parceri, volersi bene, rispettarsi, per indegnarti di venire qua al nostro filò, una persona come te, Jaime. Oh, ma calma, Jaime è massa semplice, caro. Ma il programma un coile sta fantastico. Massa bello. Ecco. Ma anche sicuramente sorte tua. Se scriveva che veniva Jaime, le persone si manifestavano, no? Allora tutti quelli che fa parte del nostro filò, che le becchi un anno, è importante per noi. Se abbiamo successo, se dobbiamo dar bene perché le persone le aiuta, le scompartisse, le assiste, partecipa, scrive, manda, fa parte, no? E le porte sono sempre aperte. Grazie a te, tanta salute a te, tua famiglia, tuo figlio, tua donna, tuo suoceri, tua mamma e il papà. Albino, quanti anni Gallo pai? 81. Albino, struconasso a te, bisogna che aveva una graspa insieme ora questa.
Ma parlando in Mamma Marostica, Sì. ringrazio un'altra volta del tuo programma, chiamami quando te vuoi. Va bene. Un dei tuoi patrocinatori in speciale, dottor Flaurin Migliavacca, esatto, ha un cuore di mare. Sì. Perché mi ricordo che veniva alla casa, tendere bestiolette, lui era una mamma. Flaurin un strucconasso, molto amico. Lui è lavora con amore, e ha passione per il lavoro che per fa. quella che letteramo certo, Sicuro, e ha successo che ha. Tutte le sue ragioni, tutto quel che vende le per far vivere tutte le bestiolette. Ecco, proprio così. Il comincio della catena di tutto la mamma, Sì. la porchetta, la vacchetta e la mamma. Flaurin un strucconasso e partì e per tutti i patrocinatori che adesso offerisco che la prossima musica volare. Va bene. Allora, i nostri patrocinatori, un struconasso di vero cuore, noi non abbiamo parole, non sappiamo neanche se siamo degni di tanto, a colpi siamo bravi, a colpi neanche tanto, ma vi ringraziamo per stare con noi e portare avanti una situazione un poco complicata adesso di pandemia, che le logge paludo, per esempio, le sta praticamente sarade un tempo, o attendimento poco non poteva per via della pandemia, ma se stai con noi, Camilo e Miriam e a famiglia, un struconasso di vero cuore, e a tutti i vostri collaboratori e a tutte le imprese che noi patrocinano. Jaime, grazie. Un struconasso e fin chissà una ora di questo. Mi aiuti a cantare? Molto che felice. Cantare nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo felice più un altro del sole ed ancora più in su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. E una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. Viveiros Pitol, distribuidor de mudas e nogueiras com as melhores variedades comprovadas para todo o sul do Brasil há mais de 50 anos. São mudas garantidas com 2 anos de enxerto, acompanhamento técnico, espaçamento para consórcio com grama para animais. Maiores informações, nozespitol.com.br.
A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.